sto fingendo, credimi. Io sto morendo, sai, a volte crediti. Essere forte anche se sei lì, vicino alla morte, cosa fai? Resti lì a guardare che io muoia qui. Sono a terra, sono dentro il ventre della mia guerra e non posso andare avanti. Sono solo i miei nemici, troppi, tanti. Cosa fai? Resti lì a guardare che io muoia qui. Io ti amo e tu lo sai, credimi, ora come mai. Io ti amo e tu lo sai, credimi, ora come mai. Alice, salvami, salvami, salvami. Alice, salvami, salvami, salvami. Posso arrendermi, questo è sicuro. Sei speranza, sei vittoria, sei il cammino verso la gloria. Sei speranza, sei vittoria, sei il cammino verso la gloria. Sei speranza, sei vittoria, sei il cammino verso la gloria. Sei speranza, sei vittoria, sei il cammino verso la gloria. Cosa fai? Resti lì a guardare che io muoia qui. Io ti amo e tu lo sai, credimi, ora come mai. Io ti amo e tu lo sai, credimi, ora come mai. Alice, salvami, salvami, salvami. Alice, salvami, salvami, salvami. Alice, salvami, salvami, salvami. Alice, salvami, salvami, salvami. E anche questa mattina un tributo a Davide Marchetto, questo ragazzo meraviglioso che vedete nella foto, con questa bellissima canzone, bellissime parole, scritta assieme, che avete sentito, la cantata Ricky Bizzarro, perciò un tributo veramente importante che tutti questi artisti che sentiamo la mattina quando diamo questo tributo a Davide Marchetto, che scriveva queste canzoni assieme a questi artisti, hanno voluto omaggiare, onorare e soprattutto ricordare. E un grande abbraccio anche ai genitori di Davide Marchetto, che so che ci stanno seguendo. Detto questo, saluto l'avvocato Cindy Manusci, sindaco di Pieve di Cadore, primo mandato civica, l'abbiamo avuta un'altra volta ospite, mi è fatto piacere di rivederla, di risentire, perché lei vive a Pieve di Cadore, vorrei sentire cosa ne pensa della pista da bob di questo villaggio olimpico, con questo Cadore che grazie a questo dicono risorgerà. Noi siamo molto dubbiosi, visto come sono finite le altre piste da bob, visti i soldi che verranno spesi e visto le condizioni dove questo territorio veramente ha dei problemi enormi. Io stamattina uscivo e ogni volta che esco alla mattina abbiamo delle strade, ma tutti poi che chiamano, ponti, scuole,
però si va da un'altra parte. Cosa ne pensa, Sindaco? Lei come donna, in un momento dove anche le donne fanno fatica a ricevere quello che dovrebbero ricevere, sia come stipendio che come lavoro, ma anche con gli asili che non ci sono, cioè manca tantissimo, eppure si va tutto da un'altra parte con questi milioni e milioni di euro. Prego. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata nuovamente ed è un piacere essere qui tra voi. Effettivamente questa è la prima volta che io mi pronuncio sulla pista da bob per una questione istituzionale, diciamo, di garbo istituzionale, nel senso che io sono sindaca di un paese vicino a Cortina e finora non ho mai voluto spontaneamente pronunciarmi sulla pista da bob per una questione anche così di rispetto del ruolo del sindaco di Cortina. Però appunto, siccome mi è stato chiesto, io rispondo in tutta sincerità. Io non sono d'accordo con questa pista da bob, sono molto dubbiosa sulla buona riuscita di questa struttura, anche nei tempi in cui sarebbe necessaria appunto la struttura stessa. Ricordiamoci che la struttura non dovrebbe essere pronta per il 2026, ma per marzo 2025, cioè manca un anno, ragazzi. E io la vedo davvero dura che finisca in un anno, perché devono ancora partire. Voglio dire, ieri hanno iniziato, l'altro ieri, a tagliare gli alberi nella zona che è stata prescelta, però a parere mio il problema sta a monte, cioè sta nella ripartizione delle discipline olimpiche che è stata eseguita ben qualche anno fa. Noi dovevamo impuntarci come Veneto, come Cortina, per ottenere più discipline dal punto di vista proprio sciistico, perché avevamo tutte le potenzialità per ospitarle qui, e lasciare la pista da bob ad altri. Noi abbiamo visto come è andata poi a finire la pista da bob di Cesana, e io purtroppo temo che la stessa fine farà quella di Cortina. Ricordiamo che i tesserati e comunque gli atleti interessati al bob in Italia al momento sono sulla trentina. Ricordiamo anche che i costi di mantenimento di quella struttura saranno circa 1,5 milioni all'anno, e che molto presumibilmente non ci saranno gli introiti per poter anche lontanamente pareggiare o attutire i costi e di costruzione e di manutenzione e gestione di quella struttura lì. Quindi è un buco, una voragine enorme di soldi pubblici che non so quanto porterà al nostro territorio, anche in particolare al Cadore. Io anzi voglio anche spingermi un po' più in là dicendo che in provincia di Belluno ci sono tante strutture che hanno bisogno di essere completate e mantenute nel migliore dei modi. Penso ai tanti palaghiacci che abbiamo in provincia, uno ne ho anch'io qua a Pieve di Cadore, che ha davvero bisogno di essere completato, e di investimenti. Si pensi all'esistente e a curare l'esistente anziché creare nuove voragini. Allora intanto la ringrazio, Sindaco, per la schiettezza, ma soprattutto per aver risposto. Non è facile rispondere, però vede, Sindaca, io sono dell'idea, se mai iniziamo, mai veramente inizieremo a capire che forse anche noi contiamo qualcosa. Perché vede, a me è una cosa che mi dà molto fastidio, io poi che sono molto vicina alle fragilità e lei capisce cosa vuol dire fragilità a 360 gradi, trovo una cosa disgustosa che alcuni politici, ecco, riescano a fare tutto quello che vogliono, nel vero senso della parola, senza ascoltare minimamente gli esperti, quelli che conoscono veramente le cose, quelli che sanno veramente quale sarebbe l'efficacia, ma anche la sconvenienza di fare certe strutture su un paese che è fragilissimo come il nostro, specialmente Cortina, questa perla delle Dolomiti, che la chiamavano perla delle Dolomiti, con un riscontro incredibile di turismo, specialmente invernale e anche non solo invernale, senza neppure questo villaggio turistico. Ecco, la perla delle Dolomiti. Allora, se la perla delle Dolomiti per qualcuno sta diventando colata di cemento, dove manca la neve, manca l'acqua, mancano quelle fonti essenziali per far sì che una pista veramente sia degna di questo nome. I costi. A casa ascoltate bene, per cortesia, perché bisogna anche iniziare a dirvi di ascoltare, non tutti, ma quelli che non vogliono sentire, perché sono soldi pubblici, perciò anche noi abbiamo diritto di parlare.
a scapito di tutta la popolazione, perché la pista da bob non è che sia solo Cortina e Cortina e di cortinesi. Ricordo che le montagne sono di tutti, hanno anche, ecco, l'UNESCO che le protegge. Non so cosa serve se non riesce a intervenire anche su queste cose, so le famose medagliette che noi abbiamo dappertutto che non servono a niente. Ma soprattutto i soldi pubblici. Noi stiamo pagando il Mose, non so neanche quando finiremo di pagarlo. Stiamo pagando il ponte di Messina che non l'hanno neppure mai fatto e lo stiamo pagando da anni nel silenzio totale di tutta la politica che non spiega mai niente. Continuiamo, io a Treviso so che stiamo ancora pagando la provincia, non so cosa hanno fatto, comunque costi enormi anche là e non si sa ancora bene che fine faranno le province. Capite che se non parlate voi inizio a parlare anch'io, io penso che ho il diritto di parlare e di dire quello che penso, come lo sta facendo la sindaca da persona, da donna, da persona, da amministratrice, sono tante le cose che servirebbero. Ma chi se ne frega di quello che dicono anche questi sindaci? Cioè qualcuno ha deciso e va fatto, i soldi li gestisco io e faccio quello che voglio, no? No, cari, sono soldi pubblici, noi abbiamo diritto di sapere la trasparenza di questi soldi, cosa serve a questo territorio e a questo paese e se vale la pena di spendere tutti quei soldi in un momento dove manca addirittura l'acqua e chiediamo agli anziani di non lavarsi, di stare al freddo, di non annaffiare gli orti e poi spendiamo quello che spendiamo dove veramente l'acqua sorge, che è la montagna. Sbaglio, sindaca? Io concordo in tutto quello che ha detto, assolutamente, e non è una questione di essere signorine no e dire di no a tutto, ma di essere sinceri con se stessi e onesti con le persone e dire le cose come stanno. La montagna è in grande difficoltà, soprattutto la montagna bellunese. In questo momento avrebbe davvero bisogno di un potenziamento dei servizi basilari, a partire dalla sanità, eccetera, dalla mobilità, dalla viabilità. E quindi la montagna certo che ha bisogno di investimenti, ma non in quel senso. E ricordiamo, come diceva anche lei, che ad opporsi a questa pista da bob per primi sono stati quelli del Comitato Olimpico che hanno dato parere negativo. Quindi non siamo io e lei, cittadini qualsiasi, ma il Comitato Olimpico si è espresso in senso negativo. E quindi noi perché ci ostiniamo? Voglio dire, anche questa ostinazione in generale della montagna per tutto quello che riguarda lo sci, gli sport invernali, benissimo, per carità di Dio, noi insomma è da decenni che Cortina ma anche le nostre valli vivono sullo sci, sugli sport invernali, eccetera, e anche fa parte della nostra identità culturale. Ma noi sappiamo bene che con il cambiamento climatico che c'è in atto, anche lo sci cambierà con formazione, le piste non saranno più le stesse. Quindi dobbiamo cercare in qualche modo di togliere comunque progressivamente investimenti dagli sport invernali e cercare di regolarci con la natura e quella che sarà la montagna del futuro. La montagna ha tante cose, sono le ciaspe, sono le passeggiate in montagna, sono le escursioni, sono l'arrampicata, non è soltanto pista da bob e ski pass. Ecco, quindi dobbiamo anche provare a educare le persone che la montagna offre tanto. Oltre alle piste offre davvero tanto ed è giusto andare ad esplorare questo tanto. Sentiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite che rivedo con piacere. Ieri Mirella, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ieri si è morto Stefano Geller. Lo so, dopo lo dico. Stefano Geller era un personaggio come che gli era messo e mi ha insegnato a vivere a noi altri. È stata una persona in quella situazione che era, ha combattuto lo Stato, va bene, per una causa personale, che poi veniva un beneficio a tutti quanti. Una persona così bisogna che si ricordiamo per sempre e merita un monumento su una piazza, ma per me dopo va la saluto per tutte le famiglie di chi che ha avuto fiori, che si è morti, che c'è ancora Mattia fuori, che si è morto sul lavoro, tante altre famiglie che ancora da trovare una soluzione
va bene, se ancora si perdono i processi, ma è vergognoso. E se preoccupiamo della pista del Bob, del ponte di Messina, dei falò, addirittura hanno fatto la locandina, una vittoria, il falò che è passato, che puoi bruciare il falò anche se le polveri sottili sono alle stelle, hanno fatto la locandina, ve lo dico io, vittoria, pensate che vittoria. Poi sentiamo cosa ne pensa anche la sindaca. No, veramente bisogna anche iniziare a dire basta, perché questi qua fanno quello che vogliono veramente, la salute è mia, ho il diritto di parlare. Vai veloce Rinaldo. Catena Mirella, Veneti, ricordate che stiamo dando il Veneto ai romani, stiamo vendendo il Veneto, politici veneti, ricordate che perdiamo il Veneto, che tutti i romani ne comandano del nostro Veneto, fanno fare quello che vuoi, vergogniamoci tutti. Ciao Mirella, buongiorno alla tua ospite. Abbiamo sentito anche Rinaldo. Io Rinaldo penso che invece di parlare romane, veneti, campani, ecco, trentini, dobbiamo parlare di persone. Se le persone sono brave e governano bene, non è un problema, ecco, il partito politico. Ci sono i bravi, i buoni e i competenti dappertutto. E il problema è che questo paese in questo momento ha bisogno di essere supportato e non spesi soldi pubblici inutilmente. Prego, sindaca, come commenta? E ricordiamo, poi vediamo la morte di Stefano Geller, purtroppo un grande amico. Io l'ho cercato più volte, non ve lo dicevo, ma stava veramente male, purtroppo non riuscivo neanche a sentirlo perché era proprio in uno stato veramente di sofferenza incredibile. Avevo lasciato questa storia per la seconda parte perché avevo anche un ospite, una volontaria, ma visto che l'ha nominato il nostro Rinaldo, poi vedremo anche il servizio. Prego, sindaca. Innanzitutto volevo esprimere le mie condoglianze e la vicinanza per questa perdita di cui scopro ora e salutare insomma tutte le persone che gli erano state vicino. Invece per quanto riguarda diceva prima il signore, io come te penso anche sulla questione del falò, che dobbiamo cercare piano piano a capire che cosa tenere di buono della tradizione e che cosa invece in questo momento non è più praticabile in generale. Cioè è inutile intestardirsi alle volte con delle pratiche che vanno contro il buonsenso ma contro la nostra stessa salute, no? E le tradizioni sono belle, è vero, ma cambiano continuamente. Quello che noi percepiamo come tradizioni un tempo non lo erano. Io mi sono scontrata per esempio quest'inverno con una parte diciamo della cittadinanza sul discorso dei fuochi d'artificio in occasione del Capodanno. Per carità di Dio, nessuno vuole andare lì come un poliziotto a dire tu sì, tu no, puoi lanciare i botti, però voglio dire, ci sono anche tanti modi di divertirsi, no? A Capodanno, posto che adesso ci sono anche tutti i LED, insomma ci sono tante tecnologie che permettono di lanciare i botti senza fare rumore, ma voglio dire, siamo pieni di animali qua, viviamo in mezzo al bosco, è pieno di animali selvatici e siamo anche pieni di animali in casa. E per di più, noi stessi, cosa ce ne viene lanciare i botti? Abbiamo organizzato un bellissimo Capodanno in piazza qua a Pieve di Cadore, ci siamo tutti divertiti con la musica e in compagnia. Può anche bastare, lo stesso vale per i falò. Ci sono dei diritti che vanno a controbilanciarsi con quelle che sono le tradizioni. Ecco. Guardi, ieri avevo ospite proprio la presidente della fondazione Tiziano Vecellio, questa bellissima casa a Pieve di Cadore. Sono stata veramente felice di averla ospite perché è una presidente che guarda anche oltre, sta facendo comunità, sta coinvolgendo anche altre donne nell'arte. Ecco, non è per forza che tu devi essere una pittrice, una scultrice, puoi partecipare lo stesso a questi eventi facendo comunità. Io la trovo bellissima, infatti l'ho ringraziata perché è importante. Questi sono i messaggi positivi, le tradizioni, anche queste sono tradizioni. Ecco, una tradizione di conoscere il territorio, di partecipare. La comunità deve essere una tradizione, questa è la tradizione. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Ciao Mirella, scusa se chiamo anche oggi. Ti chiedo no, va bene, lo faccio per voi. Ti chiedo un piacere, se oggi mi serve 10 secondi in più, per dire il mio pensiero, lasciamelo dire perché cerco di chiarirmi oggi. Allora,
se una persona sul pista da bob a Cortina, se una persona mette il discorso soprattutto, o forse meglio unicamente, sul tema dei soldi da usare meglio, il discorso tuo ma è uguale a quello che ha fatto la sindaca De Pieve all'inizio, non ho nulla contro me, e molti bisogni al mondo, le case del riposo, gli impianti che ha Taglio del Cadore la sindaca e via parlando, che potrebbe essere usare bene i soldi a favore della popolazione. Fammi non ho nulla al contrario. Il mio problema nasce quando che sento alcune persone che parla, tra virgolette, male. Faccio 2 o 3 esempi e per quello che ti chiedo per 10 secondi in più. Per esempio il discorso, se uno fa la pista da bob, crolla, può crollare, può franare le montagne circostanti. Benissimo, se una persona afferma questo, io non ho la capacità di negare, però mi chiedo, ma si farà la ferrovia tra Calalzo e Cortina d'Ampezzo, che sia per Auronzo o che sia per Agordo, anche lì dovrà abbattere alberi, forare montagne, creare problemi di frane sulle Dolomiti. Quindi questo tema qua, che lei è negativo in un senso ma lei è non negativo in un altro, a me non mi convince come modo di ragionare. Il discorso del disboscamento, mi è capitato di sentire pochissimi giorni fa che in un comune casualmente, anzi almeno faccio questioni politiche, casualmente gestito dal PD, deve fare un impianto per il quale deve abbattere 600 alberi, però il sindaco del PD ha detto ma ne ripiantiamo 1200, benissimo, ma il discorso uguale è che per quello che ho sentito, che farà anche per piste da bob a Cortina, abbatte 1000 larici o quello che sarà e ne impianterà il doppio, quindi anche qua non è il contenuto del discorso, anche me so perché gli alberi rimanga e se ne impianta ancora di più, ma il metodo non è convincente. L'ultimo esempio, e poi chiudo, il CIO che si è espresso contro, sì è vero, anche io ho sentito, il CIO ha detto al mondo esiste altri 15 impianti da bob e più che sufficienti per queste gare. Però mi chiedo, ma quando 2 o 3 anni fa il CIO stesso ha assegnato a Cortina d'Ampezzo tutte le gare delle Olimpiadi, compreso il bob, anche all'epoca che c'era 15 impianti di bob. Così. Non è così, no. Se te me lasci finire poi così dopo te ne puoi contrastare. Sì, ma questo che ho sentito, cioè so io parlare in base a quello che ho sentito, quindi mi chiedo ma com'è possibile, cosa è successo in 2 o 3 anni di cambiamento? Mi voglio arrivare a un discorso che anche qua, se una persona fa un discorso sempre e in assoluto, come che ha fatto anche la sindaca De Pieve del Cadore, che la montagna deve sempre e comunque essere trattata con i guanti, non si può fare certi tipi di lavorazione, di infrastrutture e via parlando, perché deve essere usata in certa maniera. Anche qua mi sono d'accordo, ma deve essere sempre, cioè quello che a me non mi va del discorso della pista da bob di Cortina e di alcune persone è questo uso un po' parziale degli argomenti che viene trattato. Mi dico no alla pista da bob per questi motivi, benissimo, ma neanche la ferrovia da Calalzo a Cortina d'Ampezzo. Ma non si può generalizzare, sai Vladimiro. Grazie Vladimiro, devo anche andare avanti. Prego sindaca. No, mi piacerebbe rispondere al signore perché aveva delle argomentazioni interessanti, secondo me, che andrebbero un attimo analizzate. Allora, per me non bisogna in alcun modo generalizzare il discorso del geologico e ecologico delle frane, nel senso che non è che tutti sono, o almeno perlomeno io, contrari al progresso in generale. Allora non si può fare questo, non si può fare quell'altro perché la montagna ne soffre. Cioè la montagna è un ambiente antropizzato, il che vuol dire che oltre agli animali e il bosco ci sono anche le persone da centinaia di migliaia di anni, ecco. E quindi non è il discorso di mettere mano alle infrastrutture e costruire qualcosa in montagna, ma dove lo si fa? Perché un conto è
riprendere la ferrovia che c'è già stata, è stata dismessa, adesso è una pista ciclabile, e farla tornare, perché è già qualcosa di collaudato che c'è stato e anche funzionato per un certo periodo di tempo. Un conto è provare a fare un villaggio olimpico, una pista da bob in una zona obiettivamente franosa e pericolosa, cioè c'è poco da scherzare, Fioi, se viene giù una frana, viene giù e ci facciamo male tutti. E è anche il discorso che si fa con la diga del Vanoi, che è una valle tra il Trentino e il Veneto, e adesso ci vogliono fare un invaso in una zona ad alto rischio di frana. E il Trentino ha detto di no, e noi veneti sì. Siamo mica figli della serva, non ho capito. E quindi il discorso della natura non è essere talebani, ecologisti talebani e ogni volta dire di no a prescindere, però è il discorso di rispettare la natura per stare meglio noi e vivere in sicurezza. Questo è un po' il punto, secondo me. Poi, per quanto riguarda invece quello che diceva che è il signore sul Comitato Olimpico, attenzione, perché a noi ce l'hanno un po' raccontata da questo punto di vista, cioè per anni sono andati avanti dicendo noi facciamo la pista da bob perché ce lo chiede il CIO. Non è vero niente, perché il CIO non ha mai detto una roba del genere, non ha mai detto fate la pista da bob, ha sempre detto quando e dove possibile utilizzare gli impianti che già esistono, non soltanto per il bob, ma in generale per tutte le discipline olimpiche, perché queste devono essere le fantomatiche Olimpiadi della sostenibilità. Quindi ce l'hanno raccontata un po' all'inizio e non c'è alcun cambiamento né di pensiero né di linea da parte del CIO, si è sempre espresso in quel modo lì e l'ho fatto anche pubblicamente. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto alla sindaca. Ciao. Dunque, io Buongiorno. vi chiedo, alla fine chi è che deciderà se questa pista da bob si farà o no? O è già stato deciso? Perché noi possiamo opporci, ma questo volevo sapere, alla fine chi è che deciderà e quando si deciderà, perché se ne parla, almeno che si sappia se la fanno o non la fanno. Ecco, grazie. Grazie Livio, sindaca. È già stato deciso in realtà in extremis, perché hanno cambiato un po' di volte pensiero, no? Prima sì, poi no, poi sì di nuovo, e già questo ci ha fatto fare un po' una figura gramma, se posso essere onesta, con il mondo, perché insomma arrivare allo sbaraglio a neanche 2 anni dalle Olimpiadi non è proprio il massimo in termini di immagine, ecco. Comunque si fa. Ha deciso lo Stato, è di competenza statale questo, e ha già il lavoro è già iniziato, perché ieri o l'altro ieri, se non ricordo bene, hanno già iniziato con il disboscamento di questo lariceto di 500 appunto larici, quindi si farà, non c'è alcuna garanzia che finisca per tempo, questo lo ribadisco. Allora, io vorrei anche rispondere al nostro Vladimiro. Vedi Vladimiro, quello che mi dà fastidio è quando sento, anche tu l'hai detto stamattina, ho sentito. Ma dove hai sentito? Dove hai letto? Io quando porto gli ospiti per parlare di queste cose, non è che la Mirella dice o la Mirella sente, io porto, penso, le persone più competenti per parlare di questa pista, di questo problema che abbiamo su un territorio fragilissimo, e vi ho portato sia esperti di idraulica, la più grande esperta di urbanista, la professoressa Mazzoleni, vi ho portato tutte persone che hanno studiato, che studiano in continuazione, che quando parlano cercano anche di farsi capire perché dicono di no. Se poi vogliamo metterla a livello politico, perché uno tira da una parte invece che da un'altra, e quello che fa il faraone va tutto bene conforme quale sia il faraone, e allora questo è un altro discorso. Ma sentire dopo mesi, penso di essere stata una delle prime a parlare della pista da bob, del problema della montagna, con gli esperti, con quelli che hanno studiato, non col macellaio, col fruttivendolo, con loro parlerò di altro. E sentirmi dire ancora, ma mi hanno detto, ma ho sentito, ma chi dice questo? Ma vi volete rendere conto che non dobbiamo più ascoltare i politici che sanno tutto, di tutto, sempre, e ascoltare gli esperti? Ma se la montagna non avesse avuto questo problema, ma cosa veniva in tasca agli esperti dire che non si poteva fare? Anzi, sarebbero stati contentissimi, perché anche il loro territorio. Invece continuo a sentire gli esperti che dicono guardate che è un disastro come il ponte di Messina, come uguale, stessa cosa.
E quelli invece che si affidano a internet, al bar, a quello che... o il politico di turno che deve avere visibilità e sa che Minovò combatte, può essere un voto anche per lui, tipo i falò, e dire no, non va bene, perché allora tutta Cortina doveva protestare, tutto Pieve di Cadore, perché così hanno detto. Sindaca, ascolti quello che le dico anch'io. Perché non li abbiamo visti a protestare, perché abbiamo visto altre persone, noi cortinesi o quelli di Pieve di Cadore o di Belluno. Ecco, spieghiamo, sindaco, poi andiamo in pubblicità. Ecco, cosa serve la protesta? Ma c'erano rappresentate le maggiori associazioni ambientalistiche. Guardate che non sono mica gli ultimi della classe, queste persone sono fiori di scienziati, di rappresentanti di associazioni che hanno studiato da una vita il nostro territorio in generale. Prego, sindaca, no, perché bisogna anche iniziare a parlare, no, sempre stare zitti, perché uno dice lasciami finire. Certo che ti lascio finire, ma non posso neanche lasciar passare una notizia che non è vera, che il CEO aveva detto che andava bene, che aveva dato l'ok alla pista da bob. Cioè, siamo davanti alle telecamere, non posso mica far passare notizie che non sono vere. Prego, sindaca, poi andiamo in pubblicità. Ma la colpa non è di Vladimiro, la colpa è dei politici che dicono cose inesatte e campano sulle notizie inveritiere. Cioè io, il signor Vladimiro, io lo capisco e anche lo comprendo da un certo punto di vista, perché se il suo politico, i suoi politici di riferimento dicono A, lui non è che ha grandi dubbi o comunque o ragioni per dire B. Quindi il problema è di chi è in malafede, non delle persone che aspettano da casa. Le cose si dicono così come sono, in modo schietto e sincero. Anche io sono una politica nel mio, perché tutti quelli che fanno i sindaci e fanno amministrazione di fatto fanno politica, però uno deve avere un minimo di contegno e un minimo di onestà anche intellettuale quando si interfaccia con i propri cittadini, secondo me. E anche se non dovesse servire, le persone che sono andate a dire di no l'altro giorno, quando hanno iniziato il disboscamento, hanno fatto più che bene, perché è legittimo che sia così. Sono dei cittadini, sono anche i soldi loro, come si diceva prima, è giusto che loro dicano, esprimano la loro posizione, perché un giorno dovesse mai fallire tutta questa operazione, e purtroppo ci sono anche i presupposti, perché, ripeto, non si sa se finiscono in tempo, eccetera, eccetera, loro potranno dire, a differenza di altri, io c'ero e ho detto di no. Ed è giusto così, posto che qualche mese fa sono stati ascoltati e come, e infatti il discorso Bob sembrava morto a un certo punto, per poi essere ripristinato non si sa per quali vie traverse. Però certo che noi non possiamo, come cittadini, prima che ancora che da amministratori, non possiamo nasconderci dietro al ma tanto fanno quello che vogliono, tanto decidono tutto loro. Anzi, dobbiamo prenderci noi la responsabilità di dire le cose come le pensiamo. Vede, sindaca, io ho avuto anche l'altro giorno la sindaca di Musile di Piave, Silvia Susanna. Quando le ho fatto la domanda del falò, visto che è un vanto della Lega, perché bisogna dirlo, so di Boff, è tutto contento, hanno pubblicato anche la locandina di questa vittoria, pensate dove fanno la vittoria su un momento così difficile per tutti, ha detto io non condivido assolutamente. Ecco, io avrei preferito capire che io potevo fare il falò se le condizioni del tempo me lo permettevano, ma fare il falò, anche se le polveri sottili sono altissime, non lo trovo corretto, ecco, non mi trova d'accordo. Ecco, vuol dire non di essere di un partito o di un altro, è ragionare col buon senso, ascoltare gli esperti. Avete sentito anche ieri, hanno parlato della pianura padana, che inquinamento abbiamo, che bisogna veramente tutti insieme. Non è questione del falò, ma metti il falò, ecco, metti le macchine, le caldaie, metti tutto. Allora se nessuno fa niente, allora continuiamo a fare di tutto, niente regole, quali sono i problemi? Togliamo tutte le regole e ognuno vive alla propria maniera. Diventerà il Far West. Questo non vedete già per la strada che succede questo? Ognuno esce la mattina e ognuno si fa le proprie regole. E poi se succede qualcosa a me devo anche pagarmi l'avvocato, cercare di difendermi, perché qualcuno non ha rispettato le regole. Ma non so, ma ragioniamo così, ma ho detto, cominciamo ad ascoltare gli esperti, quelli che sanno. Non parlare, per carità, ognuno può fare, si chiama Sveglia Veneti, ognuno può dire quello che vuole,
ma dire delle cose dopo che da mesi, da più di un anno, ci sono esperti che dicono non si può fare là, è pericolosissimo, niente da fare. Si continua a dire ma non ci sono i cittadini, ma ho sentito, invece di dire ho ascoltato gli esperti e i maggiori esperti dicono di no. Però lei capisce, sindaca, che abbiamo anche la presidente degli industriali, che lei conosce benissimo, Lorraine Berton, che ha detto che è tutto strumentalizzato, che sarà un numero uno, cioè capisce bene poi quello che arriva a casa, per forza, è perché tanti soldi sulle tasche di pochi, non certo sulle nostre tasche. E vedrete cosa faranno pur di finire i lavori. Noi aspettiamo una corsia da 20 anni, qui vedrete cosa faranno pur di riuscire ad arrivare. Allora non ci sarà problemi di operai, di macchinari, di traffico, anzi metteranno le bandierine per far passare tutti subito. Questa è la verità, perché questo è l'obiettivo. Prego sindaca, poi andiamo in pubblicità. No, a me fa morire da ridere perché io ho in casa qua nella frazione di Tai una variante, quindi un traforo di 1 chilometro che doveva essere realizzata per i mondiali del 2021 e adesso finalmente hanno cominciato con gli scavi e tutto e se Dio vuole dovrebbe essere pronta per le Olimpiadi 2026. Insomma, non ti dico, me l'hanno fermata per non so quanti mesi, quanto tempo, perché avevano trovato una specie rara di aglio nel prato dove dovevano grande scavare. Sindaca che ce lo Adesso racconta, voglio grande vedere sindaca. la pista da Bob se me la fermano per l'aglio, perché io dubito fortemente, come dici tu, sicuramente sorvoleranno su tanti aspetti, anche magari quelli più archeologici. Ma neanche se viene fuori orchidee così, sindaca, non si fermerà. Ma neanche se viene fuori orchidee così o stelle alpine così. Leone da 3 Baseleghe, poi andiamo in pubblicità. Vai Leone. Leone? E mai non sento Leone? Pubblicità, poi sentiamo Leone. Vai, pubblicità. Stop al terzo mandato. L'emendamento salva governatori uscenti non passa, bocciato da una larga maggioranza, presentato dalla Lega per consentire a sindaci e governatori di andare oltre il secondo mandato, in qualche modo per blindare Zaia in Veneto. Così non sarà. A far capitolare questa possibilità Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Noi Moderati, ma anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. Terzo mandato che diventa così terreno di scontro di una maggioranza sempre più spaccata. Così il senatore e segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Quanto è avvenuto incide sulla tenuta della maggioranza, incide sui rapporti tra le forze di maggioranza, tanto a livello nazionale quanto a livello veneto, e questo è indubbio, era un passaggio delicato e significativo dal punto di vista parlamentare. E insomma l'esito non credo che si possa minimizzare. Una possibilità, quella del terzo mandato, che il Partito Democratico definisce sbagliata nel merito. Non tanto perché siamo contro questo o a quella personalità, ma proprio per un buon funzionamento delle nostre istituzioni, che hanno bisogno di alternanza, di ricambio e di non avere un'eccessiva concentrazione dei poteri. Alleanza di governo che per Martella diventa una vera e propria guerra di poteri sul posizionamento politico rispetto agli assetti futuri. Dal canto suo, Fratelli d'Italia, con il coordinatore regionale Luca De Carlo, lo aveva chiarito fin dall'inizio. Le posizioni dei partiti erano molto chiare, l'unica a favore era la Lega. Adesso mi auguro che si possa tornare a parlare dei problemi degli italiani ma anche dei veneti, perché credo che sia più importante concentrarsi sui problemi dei veneti che su quello di 2 o 3 o 4 governatori. Se l'emendamento salva governatori non passa, quello per i sindaci dei comuni oltre i 15.000 abitanti è ritirato dalla stessa Lega ancora prima di essere votato. Così Mario Conte, presidente ANCI, al suo secondo mandato da sindaco. Ne prendiamo atto, dispiace per i veneti, dispiace per i trevigiani che non dico devono rieleggere Conte o devono rieleggere Zaia, ma quantomeno tra le possibilità di scelta avrebbero avuto in comune di Treviso Conte e in regione Veneto Zaia. Così non sarà perché qualcun altro ha deciso che non si può fare. Prendo atto, sono le dichiarazioni di Luca Zaia che si smarca questa mattina da ogni possibile polemica, lasciando ai suoi la difesa della misura.
Chissà perché non lo sentiamo mai parlare quando ci interesserebbe sapere quello che dicono, quello che dice il nostro Presidente della Regione. Chissà perché su queste cose poi si defila e dice che non c'entra niente. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Leone? Ciao Mirella, grazie. Ciao, scusa se ti ho fatto aspettare, ma prima non riuscivo a collegarti. Non ti scusare di nulla, Mirella. Tu sei un angelo. Allora, vai a dire a qualcuno. Allora, nel 1956 Cortina ha fatto le Olimpiadi e ha fatto la pista da bob, tutto quello che era necessario. È stato un successo enorme. C'era perfino un treno che collegava Belluno a Cortina. Dopo cosa è successo? Piano piano la pista da bob è andata a farsi benedire, il treno non è più arrivato a Cortina, nessuno più si è interessato, gli alberghi a Cortina hanno problemi architettonici, ma ti immagini? Qui il problema di questa regione qui è che la montagna è stata abbandonata a se stessa. Qui è il problema. Qui Cortina, quando aveva la pista da bob, quella pista da bob la doveva far funzionare ogni anno. C'era il treno, quel treno doveva essere tenuto. Questo turismo doveva essere supportato. E il problema è che ci siamo dimenticati della montagna in Veneto. Questo è il vero problema. Adesso si sono inventati le Olimpiadi. C'è da fare la pista da bob. Ma dico, se tu togli il bob a Cortina non ci sta nessun evento. Perché cosa fare le Olimpiadi a Cortina se tu a Cortina non hai più niente? Perché tutti gli eventi sono in Lombardia. Allora io sono contrario alla pista da bob, ma sono anche a favore della pista da bob. Allora come la mettiamo? Se tu per la montagna per anni e anni non hai mai fatto niente, adesso c'è bisogno della pista da bob, la pista da bob gliela devo, anche se costa. Perché per la montagna veneta non si è fatto niente. Seconda cosa, sento tante feste, però io vedo i boschi in Veneto pieni di piante secche che sono là e che non sono curati. E non sento nessuno che protesta per questo. Allora io vorrei che quando ci sono questi verdi fossero verdi davvero, non come dice Botti, i verdi sono verdi fuori, sono come le angurie, sono verdi fuori e rotti dentro. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, prego Sindaca. Ma allora volevo replicare al signor Leone perché voglio dire o si è contrari o a favore della pista da bob. Qua bisogna un attimo decidersi. E il fatto che tante discipline siano andate fuori Cortina è sempre colpa di chi ha fatto e ha condotto le trattative. Io l'ho detto fin da subito, il problema sta a monte, nella ripartizione delle discipline olimpiche. A noi hanno lasciato pochissima roba, tra cui la rogna del bob, perché così è una rogna, e quindi adesso ci stiamo accapigliando e stiamo correndo come i matti per fare questa pista, altrimenti rimane pochissima roba, rimangono 8 gare in tutto a Cortina. E Milano-Cortina con pochissima roba Cortina è veramente una vergogna. Di cosa stiamo parlando? Quindi questo accanimento sulla pista da bob è soltanto perché non siamo stati in grado a tempo debito di ritagliarci le discipline olimpiche che potevamo ospitare qua nelle montagne bellunese e che non abbiamo in qualche modo accaparrato. Quindi è una sorta di risarcimento, il bob, il risarcimento per non essere stati capaci di recuperare le discipline che ci spettavano, direi anche quasi di diritto. Questo è il discorso. E per il resto io sono d'accordo con il signor Leone, perché la montagna va curata mano a mano, non così con questi exploit, con questi grandi eventi. Ha bisogno di cure, come anche il bosco. Il bosco non è curato, non è secco perché non è curato, il bosco è così perché c'è un grosso problema di bostrico. Un grosso problema di bostrico che è questo insettino che mangia tutto l'albero da dentro, insomma la corteccia,
e si sta espandendo in maniera allucinante. Noi siamo pieni di bosco in realtà, il problema non è che non abbiamo alberi qua, siamo anche fin troppo come dire, così circondati da alberi, da bosco, perché mentre un tempo i nostri vecchi si mettevano a fare i pascoli, fare anche gli orti, quindi coltivare la terra, lasciare gli spazi aperti, adesso non c'è nessuno che si cimenta a fare l'agricoltore in montagna o a fare l'allevatore, tranne pochissimi. E quindi noi siamo pieni di bosco malato, perché questo è il grande tema. Stiamo perdendo un patrimonio per colpa del bostrico, questo è sicuro. Allora, a Leone volevo dire che non è vero che nessuno ne parla, che proprio in questa settimana, Leone, se tu hai visto la puntata, io ho parlato proprio di questo. Ti ricordi i ragazzi che vanno a recuperare proprio a Belluno gli alberi, che fanno questi oggetti meravigliosi? Ti ricordi ieri che abbiamo parlato appunto di questa, con l'ospite di Mogliano, ecco, di questo territorio che stanno cercando di salvaguardare, proprio abbiamo parlato di piante, di acqua, il bene che è un bene comune, che tutti dobbiamo fare. Non è vero che non ne parliamo, io non voglio essere messa nel minestrone di quelli che non ne parlano, la mia trasmissione ne parla di queste cose e invito veramente fiori di esperti e di persone, anzi questi giovani che stanno cercando di dare il loro contributo anche con legno, di far rivivere le famose falegnamerie che avevamo, che le abbiamo perse tutte le abbiamo perse, tutto in Austria, in Germania, tutto là è andato. Come mai? Qualcuno si domanderà. Abbiamo Giorgio da San Stino. Buongiorno a lei Mirella. Buongiorno. E alla sua ospite. Allora le rispondo subito di perché non ci sono più le segherie, perché la montagna bellunese è stata abbandonata. Le ricordo subito, a fianco della provincia di Belluno ci sono 2 regioni a statuto speciale. Mi chiedo, ma sono più incapaci i bellunesi? Io dico di no, i bellunesi sono famosi per la serietà, la dedizione al lavoro e per la capacità imprenditoriale. Il vero punto è la condizione fiscale penalizzante che questi territori soffrono. Non a caso vanno in Austria, non a caso tanti giovani si spostano in Alto Adige o in Friuli, come Sappada che è andata sotto il Friuli. Chiediamoci perché. Il male vero è questa penalizzazione di fondo istituzionale, fiscale che viviamo, non dimentichiamocene. E poi, cadendo un po' sull'aspetto politico, non è solo una questione di lotta di poteri in Veneto il perché non si vuole mollare il Veneto, perché finché c'è una guida leghista c'è la possibilità di tenere vivo quantomeno il tema dell'autonomia, ma se vanno sui centralisti come la bionda Meloni, temo che finirà in naftalina e poi se ne parlerà chissà quando, è destinato all'oblio. Detto questo, e questo è il problema centrale che riguarda Bellunesi in particolare, ma tutto il Veneto, ricordo che nel 2017 in provincia di Belluno è stato fatto un ulteriore referendum per l'autonomia, oltre a quello che è stato fatto in tutto il Veneto, anche quello è andato in cavalleria. Tornando al discorso, pista da bob, figure magre, ha detto la Sindaca, sì è vero, perché quando si assumono degli impegni, degli accordi internazionali, vanno onorati. Hanno mentito i politici? Probabilmente, ma sta di fatto che le magre figure poi si fanno. Questa è una gestione di Roma centralista, ha lasciato la firma. Purtroppo il politichese anche in questa faccenda è entrato e ha fatto i disastri che vediamo. Che poi la pista da bob sia legittima o meno per il cambiamento climatico o per problemi ambientali, anche questo si va tenuto in conto. Ma mi chiedo, la pista di St. Moritz o in altre parti del mondo, in Europa dove sono state fatte, siamo sicuri che siano stati tutti come si dice, valori positivi nello fare, nella fattibilità di queste piste? Sono state fatte e mi sembra che abbiano portato un introito economico. Ho l'impressione che se si va a considerare tutto quanto non ci sarebbe mai la motivazione giusta per fare qualcosa. Quindi io dico ci vuole sempre equilibrio, testa e non solo pancia e emotività. Un'altra cosa, che aver parlato delle tradizioni, sì è vero, se i limiti di polvere sottile nell'aria in quei giorni fatalmente sono oltre il limite, magari sì, si potrebbe sospendere, però un giorno sospendi per questo, un altro giorno sospendi per l'altro motivo, si finisce col cancellare e
piombare nel dimenticatoio le nostre tradizioni, perché il passo è breve, attenzione, da limitare all'oblio e alla cancellazione, perché già abbiamo perso molte tradizioni, è che anche i nostri giovani veneti non parlano neanche il veneto. Un complimento alla sindaca che parla un bellissimo veneto. Poi per quanto riguarda il ponte sullo stretto, la signora, la Mirella, ha detto che i luminari ed esperti sono tutti contro. Beh, noi abbiamo in Veneto l'ingegner Civiero che è rinomato e riconosciuto su queste costruzioni ingegneristiche e lui invece è estremamente a favore. Quindi anche qua neanche tra di loro sono del tutto d'accordo. No, non è così, perché ce l'ho l'articolo proprio di questo ingegnere. No, ce l'ho l'articolo, ve lo leggo domani perché adesso non ce l'ho, lo leggo, non è così proprio, no. Allora, detto questo, grazie invece Giorgio Sanstino, abbiamo sentito anche le riflessioni di Giorgio, che è giusto che ognuno faccia le proprie riflessioni. Ho detto ognuno può dire quello che vuole nel rispetto degli ospiti e della trasmissione, però ognuno può dire quello, ognuno si fa le proprie riflessioni. Però se poi il paese va male, non venite a piangere dalla Mirella che venga ad aiutarvi a risolvere i problemi come cerco di fare perché i politici non rispondono, compresa la Lega e tanti altri, Non chiamate dopo l'anziano che chiama la Mirella perché non riesce ad avere il minimo indispensabile per sopravvivere, e qua metto dentro tutta la politica, compresa quella che governa, come ieri che mi è capitato che nessuno parla e nessuno sente perché è una signora anziana. Cosa vuoi fare? Allora devo chiamare il sindaco, devo chiamare i servizi sociali, devo chiamare l'ULS per risolvere il problema. Dopo non venite a dire che non è vero. Sindaca, come ci saluta e come commenta, prego. Ma 2 battute velocissime per replicare a Giorgio, perché merita una piccola replica. Io sono d'accordo con te, tutti possiamo dire quello che vogliamo e quello che pensiamo rispetto dell'altro, e quindi io sono grata a tutte le persone che sono intervenute oggi. 2 battute veloci per Giorgio. Allora, non è vero che c'è stato un accordo internazionale sulla pista da bob, ripeto, ce l'hanno fatto credere, ma il CIO non si è mai pronunciato in realtà in favore e neanche ha mai prescritto di fare la pista da bob. Quindi questo togliamocelo dalla mente, è una cosa che si è detta a lungo per giustificare una nostra scelta di volerla fare, ma non c'è stato alcun accordo istituzionale e internazionale sul punto. Per quanto riguarda l'autonomia di Belluno, io sono molto d'accordo con quello che dice Giorgio, nel senso che è già stata riconosciuta un'autonomia sulla carta, adesso bisognerebbe iniziare a praticarla, e l'autonomia, aggiungerei, deve essere praticata soprattutto a livello provinciale, non tanto regionale, provinciale, perché è vero che Sappada è andata in Friuli, ma non è che ne sta beneficiando tantissimo, e la Carnia, che anche è in Friuli e che è una regione a statuto speciale, si spopola più del Cadore, più del Bellunese, quindi quello che fa la differenza in montagna è il riconoscimento della provincia come montana, perché Belluno ha delle specificità che non sono le stesse di Padova, di Venezia, di Vicenza, questo dobbiamo riconoscercelo, secondo me. E quindi sì, io sono veramente d'accordo con quello che dice Giorgio, serve l'autonomia e serve un minimo di riconoscimento della montagna per com'è, per la difficoltà che incontra un cittadino a vivere in montagna. Guardate, fuori sta nevicando in questo momento, quindi quando chiuderò la linea dovrò anche andare a spazzare la neve con il mio ufficio tecnico, però per farvi capire che qui in montagna tutto è molto più difficile. Anche sa cosa penso, sindaca? Che Cortina diventerà la perla dei VIP. Volevano fare l'aeroporto, ci riusciranno, tanto qual è il problema? Stanno facendo le case panoramiche a 3000 metri, chissà per chi, chissà per quanti. Allora io penso che questa perla delle Dolomiti diventerà la perla dei VIP, tanto è vero che basta vedere chi va a fare le vacanze a Cortina, sapete, 1.000 euro al giorno anche un appartamento, tanto perché vi informo come funzionano le cose, e se voi siete d'accordo di dare sempre più spazio ai VIP perché possono permettersi tutto, mangiare a 400 euro, magari festeggiano anche a champagne invece che prosecco, visto che funziona così, ve lo dico io, visto che qualcuno anche li protegge e bevono champagne perché del prosecco non lo vogliono. Allora capite che io sono veramente disgustata, ma disgustata tantissimo, dove abbiamo ancora gli alberghi che non sono usufruiti da persone diversamente agili perché nessuno ha pensato a loro, non li volevano, non è che non volevano fare gli alberghi, non li volevano, danno fastidio ai VIP, a quasi tutti, non tutti perché devo salvarne anche qualcuno,
però le fragilità, queste persone danno fastidio, vedono con disprezzo, ve lo dico io, per quello non è stato fatto. E il presidente del CIP ha dovuto fare un convegno proprio a Cortina per far capire l'importanza, perché sono persone che hanno portato a casa tantissime medaglie. L'Italia è arrivata a 20 medaglie perché grazie all'impegno di queste persone, a queste Paralimpiadi maledette che io non le sopporto, dovrebbero chiamarsi Olimpiadi Sport e Sport, e invece continuiamo ancora a dividere, a pagare diversamente. Continuate a dire che va bene così, e allora vedremo quante volte andrete a fare le vacanze a Cortina, vedremo. Ecco, andate con loro, dite che hanno ragione, vedrete dove arriverà Cortina. Perfetto, va bene così, perfetto. Che problemi ci sono? Luciano da Desenzano, poi andiamo in pubblicità. Vai Luciano. Sì, subito Mirella, perché abbasso. Niente, Mirella, è sindaco la signora? Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, 2 secondi, ma quando un paese si presenta per fare le Olimpiadi, per i campionati del mondo, sapranno prima il budget, la spesa che dovranno fare, tra parentesi, no? Pressappoco. Ricordate i campionati del mondo del 90, qua a Verona hanno fatto i sottopassaggi, anche qua a Verona hanno fatto grandi lavori, poi recupereranno quei turisti, altrimenti, scusi il sindaco, cosa hanno fatto i Salti, Zaia, il sindaco Sala di Milano, quando hanno detto le Olimpiadi in Italia, tutti che saltavano, me lo ricordo ancora, voglio dire, sapevano che dovevano spendere 1 miliardo, adesso dico della pista di bob, sindaco mi ascolti lei, che anche mi ascolta anche sempre la Mirella, ma lo facciano nel bosco in mezzo alla neve, con la neve, col ghiaccio, senza spendere soldi di muri, lo faranno invece di andare a 120 all'ora, andranno a 70-80, e capisci Mirella? Lo fanno in mezzo al bosco senza tagliare le piante, senza tagliare niente. Vedete che parlate, senti cosa ti sta dicendo la sindaca, che penso sia anche competente avendo sentito gli esperti. Non è così. Luciano, devo anche chiudere, sei arrivato in ritardo. Devo farti rispondere anche dalla sindaca, perché sennò come facciamo? E poi devo chiudere perché ho forato gli ospiti fuori. Prego sindaca, velocissima. Un saluto Luciano. Allora, no, io volevo dire che non si può fare la pista bob così come la intende lei, perché ci sono dei connotati e dei requisiti che il Comitato Olimpico richiede e quelli devono essere rispettati. Quindi la pista da bob o si fa come prescritto dal Comitato, non si fa proprio, perché ci sono proprio dei requisiti tecnici che non possono essere elusi in nessun modo, e quindi ci verrà a costare l'ira di Dio sia per la realizzazione sia per la gestione, e insomma, tanto è vero che il progetto iniziale era di 60 milioni e siamo arrivati a 180 milioni, tanto perché Luciano ha detto ma c'è un progetto di 60 milioni e dopo chissà quanti ne pagheremo alla fine, fino adesso siamo a 180. Allora ringrazio veramente l'avvocato Cindy Manusci, sindaca di Pieve di Cadore, primo mandato civica, grazie anche per aver risposto ai nostri ospiti, per aver risposto anche alla Mirella, però il terzo mandato non mi ha detto niente, sindaca. Io sono contraria al prolungamento, in generale, non per il discorso Zaia, non Zaia, ma perché noi dobbiamo prendere le decisioni non sulla contingenza di quello che succede in questo momento, ma essere un minimo lungimiranti e capire quali potrebbero essere le derive di una decisione oppure dell'altra. Io sono per l'alternanza, in generale, sono per l'alternanza, anche nei piccoli comuni. Grazie alla sindaca Cindy Manusci, grazie. Pubblicità.
morto nel pomeriggio Stefano Geller, 50enne di Cassola, pioniere di tante battaglie in difesa della legge sul fine vita. Era affetto da una grave forma di distrofia muscolare che aveva ereditato dalla madre e per primo aveva ottenuto dalla sanità veneta l'autorizzazione al suicidio assistito. Geller si è battuto fino all'ultimo per poter decidere quando morire, quando dire basta di fronte a una sofferenza fisica e mentale insopportabile. Non ho paura della morte, ma della sofferenza che la precede, diceva, perché lui amava la vita e sua sorella Cristina, affetta dalla stessa malattia e anche lei in carrozzina. Geller era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Bassano, è morto in seguito a complicanze sopraggiunte alla sua salute. Allora un grande abbraccio alla famiglia di Stefano Geller, alla sorella, avete sentito, anche lei con la stessa malattia, ma un grande abbraccio a questo uomo che abbiamo avuto tante volte ospite, a questa persona che ha cercato di far capire l'importanza della vita, ma di una vita dignitosa, di una vita a 360 gradi, di una vita soprattutto che fa capire l'importanza della sofferenza e del dolore e della solitudine. Ne parleremo questa mattina con Sara Simeonato in presenza, volontaria a Vivere in Positivo. Non a caso avevo tenuto questo servizio per salutare Stefano Geller con te, l'avevo detto anche ai telespettatori e telespettatrici prima, e saluto anche l'avvocato Gianluigi Cerutti, curatore del libro Fetonte, il mito del fiume Po alle origini del Delta Padano. Oltretutto anche è un ex onorevole, vero Cerutti? La ringrazio di essere qui, così sentiamo anche dalla sua esperienza che ha vissuto come vede questa situazione, però vorrei proprio sentire Sara Simeonato come saluta il nostro Stefano Geller, che ci mancherà tantissimo, mancheranno queste persone che stanno combattendo, che sono guerrieri veri. Prego Sara. Grazie Mirella e grazie a tutti. Ovviamente la sofferenza che noi vediamo nelle persone è tanta a volte, però Mirella, guarda, io dico una cosa, delle volte noi scopriamo delle persone sofferenti che sanno comunque lottare col sorriso e ogni volta ci spiazzano, perché prendono la vita veramente in un modo talmente bello che fanno sembrare tutto talmente piccolo, e quindi mi dispiace tantissimo per questa persona e la ringrazio perché sta lottando per una cosa veramente, per una cosa davvero importante. Il fatto che stare al mondo non debba essere per forza sofferenza, ecco, quindi è veramente una tematica molto importante secondo me. Allora salutiamo anche l'avvocato Gianluigi Cerutti, guardiamo anche la copertina di questo libro Fetonte, che ci spiegherà perché questo libro. Prego avvocato, e vediamo anche la locandina del libro. Prego. Il libro è uscito, come lei sa, qualche mese fa e sta avendo un notevole successo, soprattutto nel Veneto e in Emilia-Romagna, trattandosi di un mito che è diciamo localizzato nel fiume Po e soprattutto nel delta del Po. E l'opera ripercorre praticamente le origini di questo territorio e ne riscrive la storia, perché si dimostra a livello di studiosi antichi, greci, romani e anche contemporanei, che la via dell'Ambra passava per il delta del Po e per il Polesine, e che qui è nata questo mito di Fetonte, figlio del sole, che viene precipitato da Zeus nel Po a Crespino, secondo la tradizione, per avere disobbedito al padre, il quale aveva raccomandato di non andare col carro
paterno di non andare troppo in alto e troppo vicino alla terra, perché avrebbe provocato dei disastri, come infatti accadde, e costringendo quindi Zeus a lanciare un fulmine che fece precipitare il carro di Fetonte nel Po, e le sorelle Eliadi si trasformarono per il dolore in pioppi. I pioppi, come sapete, è la vegetazione più frequente lungo il Po, e le loro lacrime in ambra. Ecco quindi che gli storici, ma anche i poeti, i drammaturghi e oggi l'archeologia conferma, la via dell'Ambra passava per il delta del Po e passava per Frattesina di Fratta Polesine, dove si è scoperto nel secolo scorso una stazione protostorica dove si coltivava la pasta vitrea, e per l'appunto l'ambra che veniva prelevata nel Mar Baltico e lavorata qui in Polesine. Allora poi vediamo se il nostro bravo regista Andrea Basso riesce a trovare le immagini di questo fiume meraviglioso che abbiamo a 2 passi da casa. Noi abbiamo un territorio talmente bello che forse non ci rendiamo neppure conto. È vero che l'erba del vicino è sempre più verde, ma noi andiamo sempre più lontano e abbiamo l'erba fuori di casa. Professore, perché ha deciso di scrivere questo libro? Dov'è la passione? Da cosa nasce? Ecco, il fiume, l'acqua, la storia, gli dei. Prego. Ma vede signora Mirella, è nato per caso. Questo libro è nato per caso perché notoriamente io, prima ancora di essere parlamentare, sono stato vicepresidente per il Veneto e nazionale di Italia Nostra, e mi sono occupato molto del delta del Po, che è la più vasta zona umida italiana, perché sia protetta come la Camargue in Francia, come Coto Dognana nel Guadalquivir delle Stelle, tanto caro a un poeta come García Lorca, e ricercando nelle ricerche volte alla salvaguardia di questo territorio del Tizio, mi sono imbattuto più volte nel mito di Fetonte, e allora ho approfondito le ricerche sia di letteratura greca che latina e anche di letteratura italiana, perché pensi che Dante Alighieri se ne occupa nella Divina Commedia. E poi, per quanto riguarda le arti, sono state fortemente influenzate dalla vicenda di Fetonte, al punto che Michelangelo Buonarroti ha dedicato 3 disegni al mito di Fetonte, ma almeno un centinaio di artisti si sono occupati con affreschi, dipinti o disegni di questa storia mitica, di questa vicenda mitica. Allora io spero che nelle scuole questo libro sia letto da quei ragazzi un po' ribelli, da quelli che si comportano male. Siccome non sono tanti rispetto a quelli bravi, ecco, io spero che questo libro, ecco, sia letto da questi ragazzi. Anzi, li obbligherei a leggere questo libro, Il mito di Fetonte. Non farebbe male anche come letteratura. Ma quello che vorrei adesso chiederle, appunto, come vede questa politica che sta parlando di infrastrutture. Guardate le immagini che ha trovato il nostro bravo regista Andrea Basso di questo fiume meraviglioso, di questa vegetazione, di questa natura, ecco, sempre più colate di cemento, sempre più inquinamento, si fa fatica a girare la barra da un'altra parte perché il business è là, è nell'edilizia, nel cemento, nelle infrastrutture, di sicuro non negli alberi, anzi li tagliamo che facciamo prima. Prego, come vede queste situazioni paradossali? Si parla tanto di ambiente, di un clima che sta cambiando in maniera veramente distruttiva se non corriamo i ripari, però la politica va tutta da un'altra parte, quasi tutta. Prego. Signora, sono parole sante quelle che lei sta dicendo, e mi ricordano quanto preoccupato fosse un grande scrittore veneto come Mario Rigoni Stern, il quale ricordava che sull'altipiano di Asiago, dei 7 comuni, vigeva fin dal 1400, vigevano degli statuti secondo i quali bisognava, come diceva prima il sindaco di Pieve di Cadore,
rispettare i principi fondamentali di manutenzione. Noi ci occupiamo del nuovo, ma dobbiamo prima di tutto conservare quello che noi abbiamo correttamente. Questo insegnava Mario Rigoni Stern, ed è questione di buonsenso, ma anche questa storia, secondo alcuni, va interpretata come un monito a non superare quelle che sono le leggi della natura, perché poi la natura si ribella e lo vediamo in tante forme. Quindi bisogna, prima di pensare al nuovo, pensiamo a conservare quello che abbiamo e a programmare per tempo, perché vi siete giustamente lamentati prima durante il telegiornale, mi pare, vi siete lamentati, qualcuno si è lamentato con molta acutezza del fatto che non si sia programmato per tempo, non si sia previsto per tempo, e qui si pensa al nuovo, ma abbiamo i mezzi e risorse per il nuovo? Abbiamo o non sarà opportuno destinarle alla manutenzione? Manutenzione è fondamentale, diceva uno scrittore simpatico e arguto come Longanesi, che l'Italia è sempre propensa alle inaugurazioni piuttosto che alle manutenzioni. Grazie, veramente grazie. Quello che però vorrei anche capire, lei ha detto bisogna sistemare quello che abbiamo già e ne abbiamo veramente tanto da sistemare. Il problema è che i fondi ci sono, ma vanno da un'altra parte e noi non possiamo far niente perché non ci ascoltano, non ascoltano più gli esperti, non ascoltano più gli addetti ai lavori, i bisogni della popolazione non vengono ascoltati perché c'è un business pazzesco che arriverà sulle tasche di pochi invece di aiutare questo territorio meraviglioso di una fragilità unica. E noi abbiamo tante persone che dicono che va bene così, ho sentito anche le telefonate, va bene perché ci vuole, senza pensare, come che ha detto lei, quanto invece ci sarebbe da sistemare, da salvaguardare, in maniera che non avremmo speso tutti questi soldi, ecco, per cercare di ripristinare quello che avevano fatto, e avevano fatto anche in maniera egregia, ma si è buttato via tutto, perché poi il problema è che ogni politica, ogni governo che prende in mano le redini del paese butta via anche quello che è stato fatto di buono perché l'hanno fatto gli altri. Siccome non l'ho fatto io, allora io faccio un'altra cosa, anche se quella cosa era buona. Allora tu invece, Sara, che vivi, invece ieri avevo il dottor Martellossi, primario di pediatria, ecco, che appunto ha fatto tanto chapeau a questo mondo del volontariato che gira attorno a questi reparti per aiutare questi bambini, queste famiglie ad essere allegri. Guardate quando entrano nelle stanze, sì, guardate quanto sono colorati, come fai a non sorridere? Ecco, questi bambini che nonostante la malattia sorridono sempre, non si rendono conto, anche se hanno la febbre alta, diceva il dottor Martellossi, loro non la sentono, vivono in maniera diversa il male, il dolore e la malattia. Ecco, cosa ci vuoi dire? Vediamo anche questa locandina bellissima, allora, Gnogna Rum, ecco, che ci sarà il 3 marzo a Treviso. Prego. Allora, guarda Mariella, mi sono messa questo cappello, Mirella, scusami, mi sono messa questo cappello apposta perché è quasi un anno dalla Gnogna Rum 2023, che era la prima edizione, e quest'anno la rifaremo. E quindi ecco la locandina, e quindi è quasi ora del compleanno, allora mi sono messa le candeline, guardate, poi io le accendo così prende fuoco. Allora, guarda, io devo dire che sono fortunatissima per essere entrata in questo mondo, perché noi andiamo al Cafoncello, andiamo in tante strutture di disabili, anziani, case famiglia, vediamo tantissime realtà, ognuna con la sua difficoltà, però dall'altra parte quello che portiamo sono sorrisi e quello che riceviamo è tanto, tanto di tutto, tanto da riempire il cuore, arrivare a casa e sentirsi ricchi con davvero niente, perché le persone che andiamo a trovare ci accolgono con un calore pazzesco, e quindi quando noi andiamo lì e riusciamo, magari come è successo delle volte, sai, magari è successo una volta, siamo andati in una struttura per anziani
e siamo arrivati ed erano tutti lì un po' mogi, un po' così. Alla fine, quando è passata l'ora del servizio che facciamo e siamo andati via, loro erano tutti lì che ballavano così. Delle volte veramente ci portiamo a casa tante robe, e quella più bella è il fatto che diamo a loro il sorriso, e loro ci aspettano di continuo. Anche i disabili, poi noi andiamo negli ospedali, attualmente abbiamo medicina d'urgenza, avevamo pronto soccorso e abbiamo attualmente geriatria, però ad esempio anche geriatria, per dirti, ho ricevuto proprio 2 giorni fa la telefonata di una signora perché era morta la suocera. E lei ha visto i cuori, perché noi facciamo degli origami per le persone che andiamo a trovare in ospedale e glieli lasciamo come dono, e allora questa signora aveva visto che avevamo fatto questo piccolo dono, questo origamo piccolo, e ci ha telefonato, ci ha ringraziato. Cioè noi poi diamo poco alla fine, perché se guardo nel nostro piccolo noi facciamo meglio che possiamo e diamo tutto quello che possiamo, però è qualcosa di piccolo, però quel piccolo viene visto come una cosa pazzesca e il ritorno è tanto, quindi siamo tanto felici di questo, tanto. Allora, professore, avvocato Cerutti, che volevo chiederle, come vede la situazione proprio dei nostri fiumi, ecco, delle nostre aree verdi, queste zone agricole? Perché anche ieri si parlava, no, non è che sia tutto roseo. Ecco, io ieri parlavo appunto che quando mangio la verdura non sa più da niente, e allora qualcuno mi ha detto la deve mangiare in stagione. Ho detto scusi, io la mangio anche in stagione, ma non è che senta un gusto diverso, perché delle volte è plastica pura. Ho provato a citare, non so, la rucola, le fragole, ma anche le pesche le mangi. Una volta le pesche erano così, era una cosa incredibile, con un profumo pazzesco. Stiamo perdendo tutto. Ecco, queste forse sono le tradizioni che dovrebbero salvaguardare, altro che i falò. Per carità, i falò si fanno se l'inquinamento non c'è e c'è un'aria che permette di farlo, ma se la mia salute va a scapito di questa aria, anche no, Cosa dice avvocato Cerutti? Perché invece la popolazione, certe persone invece pensano che è guai toccare le tradizioni anche se fanno male? Cos'è una comunicazione culturalmente? Cosa c'è? Non riusciamo a capire invece l'importanza della vita, del respirare bene, sano, l'ambiente. Che idea si è fatto, avvocato Cerutti? Ma signora, si è perso per la strada la saggezza e si è perduta anche quella meravigliosa opera di volontariato che peraltro nel Veneto, abbiamo sentito poco fa, ha delle mirabili testimonianze, e quindi di questo non possiamo lamentarci, ma forse dovremmo partecipare di più alla vita pubblica, intervenire di più. Lei prima parlava della scuola, la scuola ha ragione, è fondamentale. Io questo libro, spero che questo libro su Fetonte sia letto nelle scuole, perché noi possiamo sperare in una società migliore se avremo una scuola che sia stata viva, che sia stata attenta a queste problematiche, perché bisogna programmare per tempo, bisogna prevenire, bisogna vedere. Avvocato, la interrompo un secondo che c'è una telefonata di Giovanni, se no cade la linea. Ciao Giovanni. Buongiorno. Buongiorno. Io ho 82 anni, invalido, praticamente in carrozzina. Ecco. Mi è arrivata una bolletta di 1.600 passa euro di gas e luce.
ho cercato di reattivarla, però devo pagare quasi 680 euro le 3 rate, in più quello normale, e io ho 600 euro di pensione e un po' di accompagnatoria. Come faccio? A chi devo? Che devo mangiare una scatola di sonniferi per risolvere il problema. Pronto? Sì, Giovanni, ti stiamo ascoltando attentamente, Giovanni. Ma tu ti sei rivolto? Da dove chiami, Giovanni? Io abito qua, Saletto di Vigo d'Ardole. Ti sei rivolto ai servizi sociali, alla Caritas, che pagano anche delle bollette? La Caritas non mi ha mai dato nulla, non ho chiesto nulla, per amore di Dio. I servizi sociali? Mi ha detto, devo solo pagare. Ecco. Ciao Giovanni, grazie della telefonata, poi sentirò cosa mi dice il sindaco di Vigo d'Arzere, perché sapete che poi io li chiamo e vediamo cosa mi dice, se riusciamo a far capire che Giovanni è in sofferenza anche economica. Grazie Giovanni, un grande abbraccio, hai fatto bene a chiamare, sai che non ho la bacchetta magica, ma quello che posso lo faccio e vedrai che risolveremo in qualche maniera il tuo problema, che non è... anzi, se no vai a Cortina, ecco, ti metti in piazza Cortina con la bolletta così, vedrai che, visto che fanno tutti solidarietà, qualcuno ti paghi queste bollette, visto che pasteggiano a 400 euro a pranzo, a cena, perciò penso che sia giusto anche che oltre magari bevono un po' meno, mangiano un po' meno e pagano la bolletta a Giovanni. Dico questo perché sono veramente scandalizzata di quello che sta avvenendo in questa perla delle Dolomiti. Allora, Sara, abbiamo sentito anche l'avvocato Cerutti, ecco, ma la passione, l'amore per l'ambiente, tu non fai solo questo, perché tu fai anche tantissime altre cose, ad esempio plastica free, è questo cercare di migliorare la qualità della vita, fare comunità, andate a raccogliere tutte queste cose di plastica dappertutto, queste reti, come abbiamo visto i servizi. Secondo te siamo migliorati un pochino rispetto a una volta oppure hai forti dubbi? Allora, il volontariato secondo me è una parte importantissima qui in Veneto. Senza volontariato molte realtà sarebbero davvero in crisi. Parlo per entrambe le associazioni, visto che hai tirato fuori l'argomento. In entrambe le associazioni vivono per far del bene, ma non solo quelle di riferimento a me, perché io devo dire la verità, do molto per il volontariato e se ognuno di noi desse veramente tanto così, alla fine tante cose cambierebbero. Però capisco anche che magari tante persone non riescono a farlo perché hanno magari problematiche a casa, una famiglia, eccetera. Fatto sta che è una cosa importante il volontariato, perché può cambiare in qualche modo sia il futuro del territorio, dell'ambiente, delle persone, e sia il fatto dell'aggregazione, cioè il volontariato fa sì che le persone, che ci sia più umanità, che ci sia più passione, che ci sia più quello che c'era una volta, io dico, no? Cioè una volta tu sapevi chi era il tuo vicino di casa, io mi ricordo da bambina, io andavo in mezzo ai campi insieme con i miei amichetti vicini di casa, tutti i genitori bene o male davano un occhio ai bambini, tante volte adesso non si sa neanche chi è il vicino di casa, no? E quindi questo secondo me può fare la differenza, cioè il fatto di essere uniti può fare la differenza sia a livello umano sia a livello territoriale, e quindi ripeto è molto importante. Allora andiamo a vedere, andiamo a Padova, questo servizio poi lo commentiamo con l'avvocato Cerutti, andiamo a vedere queste aree agricole di pregio, sentiamo cosa dicono.
Preservare le aree agricole di pregio della provincia di Padova per evitare che in quei luoghi vengano posizionati impianti fotovoltaici a terra. La provincia ha deciso così di realizzare una mappatura che ha dimostrato come il 96% delle aree agricole del nostro territorio siano di pregio. Per posizionare pannelli sui campi resterebbe solo il 4% del terreno agricolo. Questo servirà appunto a definire le aree agricole soggette a qualche grado di tutela, a vario titolo, e quindi insomma a determinare le aree compatibili o meno con l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra. È un lavoro che è durato diversi mesi e che ha avuto come metodo quello di andare a sovrapporre e stratificare i vari livelli di pianificazione, dal piano regionale al piano provinciale fino ai piani comunali, e quindi andare a sovrapporre quelli che sono i vari vincoli già in essere, già approvati in tutto il nostro territorio provinciale. Questa mappa è uno strumento che consentirà ai comuni di gestire le richieste che sempre più spesso arrivano per realizzare impianti fotovoltaici a terra. Ora ci sono 30 giorni di tempo per le osservazioni da parte dei comuni e le associazioni agricole prima che la mappa sia votata in Consiglio provinciale e diventi un documento operativo. Sì. Allora, Avvocato Cerutti, come commenta questo servizio? Ecco, tante parole, ma tra dire e il fare poi c'è di mezzo il mare. Voi anche la burocrazia che diventa sempre più elefantiesca, ma è una roba incredibile. Prego. Ma il problema esiste, cioè, ed è quello di stabilire un rapporto equilibrato tra la ricerca di nuove fonti di energia e la conservazione dei terreni agricoli. Si tratta quindi, queste mappature sono opportune, direi anzi necessarie, per poter programmare con saggezza, perché, ripeto, ci sono due esigenze che si scontrano tra di loro e che vanno tenute in seria osservazione. Da una parte quella di conservare un terreno agricolo, non si dimentichi che nel Veneto purtroppo il consumo di suolo ha raggiunto dei primati negativi e quindi bisogna cercare anche di dare spazio a questa esigenza. Dall'altra c'è anche bisogno, gli impianti fotovoltaici sono utili per abbandonare le fonti petrolifere, diciamo, che risultano essere dannose e determinare degli squilibri climatici ai quali assistiamo in tutto il mondo. Quindi mi pare che sia opportuno prendere in considerazione e stabilire appunto un equo equilibrio tra queste due, nel caso specifico, esigenze. Sentiamo come commenta Sara. Ecco, questi pannelli fotovoltaici stanno preoccupando molti su questi terreni agricoli. Prego. Purtroppo io credo sia un problema di soldi, cioè il fatto di cercare un modo per fare meno uscite di cassa. Il problema è che sì, è corretto questo, dall'altra parte però si va a rovinare un territorio, quindi a mio parere bisogna anche pensare a come bilanciare la cosa, nel senso che poi i pannelli quanto durano e quindi poi a un certo punto dove andranno messi, come verranno smaltiti, è pur sempre rifiuto che poi resta in territorio e cosa ve ne verrà fatto di questo rifiuto, perché alla fine noi siamo circondati da rifiuti. E questa è la problematica maggiore. Al posto, una volta avevi un oggetto, avevi la sveglia, si rompeva e tu andavi a ripararla. Adesso costa di più ripararla che comprarla nuova. E quindi c'è questa cosa un po' non del riuso. Consumismo. Ma non è proprio consumismo, è proprio il fatto che costa di più sistemarla che comprarla nuova. Perché devi consumare di più, no? Perciò non la faccio più durare tanto, perciò tu consumi, perciò uguale consumismo, perché devo ricomprarla, perciò consumo e butto e produco. Ma Avvocato, secondo lei dove andremo a parare se continuiamo così e non vedere come prima si parlava il buon senso
buon padre di famiglia che governa o mamma di famiglia, perché fortunatamente ecco, si è cambiato un po', c'è anche una figura femminile fortunatamente, perché bisogna dirlo, dopo ognuno fa le proprie riflessioni, ma io guardo come donna ecco, che è giusto anche avere una donna premier, ecco non ne abbiamo avute tante, sempre maschili, sempre non si sa perché, ma pure abbiamo delle donne bravissime, vedere anche le nostre imprenditrici, però scendono poco in salita, non scendono e neanche non salgono, perché non si fidano proprio, sanno che la vita è molto dura. Ma lei che appunto è stato in politica e vedere che, come abbiamo sentito anche dalla telefonata, le esigenze sono altre, i giovani vogliono un ambiente sano, gli anziani vorrebbero essere ascoltati, vorrebbero che ci fossero più risorse per loro, eppure c'è una denatalità che fa impressione e i diversamente giovani che stanno crescendo, abbiamo i centenari che ormai non si contano più, ecco questo mondo del volontariato che sta mettendo le pezze dappertutto, anche per quanto riguarda, qui abbiamo una testimone questa mattina, Sara Simeonato, eppure non ascoltano, non sentono. Prego, avvocato. Signora, bisogna, come diceva San Tommaso, bisogna insistere, perché se non si formulano previsioni corrette, tempestive, succede quello che è successo a Fetonte, che Zeus precipita il carro di Fetonte nel Po per assicurare un equilibrio dell'universo, perché si trattava, il fatto di aver disobbedito alle leggi del padre Helios, cioè del Sole, ha comportato per Fetonte di affrontare questa situazione drammatica, di finire tragicamente nel fiume, di essere travolto. Questo bisogna. È un'antica storiella, è un'antica favola da insegnare nelle scuole, perché è ammonitrice sempre. Se non si previene, se non si programma per tempo, poi le conseguenze sono queste. Sì, però le paghiamo noi, le paga sempre il popolo, avvocato, le conseguenze, non le pagano di sicuro quelli con 15-20 mila euro al mese se bastano, perché poi andiamo sempre più su, perciò è la fragilità che ne paga le popolazioni. Ecco, ogni mattina ci sono queste telefonate di diversamente giovani, di persone ammalate che non sanno come curarsi, non sanno come affrontare il giorno dopo. Allora, visto che abbiamo parlato di Fetonte, andiamo a Trieste, visto che c'è un'allerta meteo. Ecco, speriamo che non ci sia questo problema, perché veramente sentiamo cosa sta succedendo. Andiamo a Trieste. Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia, dove la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione valida dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 12 di sabato 24. L'allerta è di colore giallo per la sola zona della provincia di Trieste, dove però sono annunciati venti di scirocco che soffierà da sostenuto a forte con temporanea rotazione a libeccio in serata. Questo quadro potrebbe portare a mareggiate e acqua alta lungo tutta la linea di costa della regione, da Lignano a Muggia. In presenza di tale bollettino meteo, a Trieste, fa sapere l'assessore Elisa Lodi, i lavori di sistemazione dei topolini danneggiati dal maltempo dello scorso autunno, che erano in corso proprio questa mattina, sono stati temporaneamente sospesi. La ditta incaricata era già pronta alla stesura del cemento. A Muggia il picco dell'alta marea è previsto dopo le 8 di sera di domani non sopra i 110 centimetri. Una situazione che dovrebbe mantenersi sotto controllo, ha riferito il sindaco Polidori. Il maltempo di domani non inciderà sui lavori su strada per Lazzaretto, già fermi in questi giorni in attesa dei materiali per la realizzazione del guardrail in legno. Secondo le previsioni dell'Osmerarpa regionale, una saccatura di origine atlantica porterà correnti molto umide da sud-ovest in quota sulla regione. Sabato è prevista una generale attenuazione dei fenomeni già durante la notte e le prime ore della mattina. Allora, quello, Sara Simeonato, quello che non riusciamo a capire è che qualcuno si ostina a dire che il cambiamento climatico c'è sempre stato. Io ho avuto, mi ricordo, un sindaco, mi ricordo da dove ha detto che la grandine erano delle palle da golf. Cioè una cosa mai vista. Vediamo i ghiacciai che si sciolgono, manca l'acqua, manca la neve, temperature caldissime, il 2023 è una delle stagioni più calde.
Eppure qualcuno, specialmente in politica, dice ma non è vero, c'è sempre stato. Poi c'è qualche esperto politico messo là dalla politica e dice no, è vero quello che dice, non c'è cambiamento climatico, ma è sempre stato, vedete. Ecco, tu invece che vivi le fragilità, come fai a sentire queste persone che poi sono in Parlamento, che legiferano, a dire l'incontrario di quello che io ho avuto un assessore che ha detto che non è vero che i giovani vanno all'estero, che è una fandonia, ma no, non è assolutamente così. Capisci che fai fatica a dire ma questi qua da dove vengono, su che mondo vivono? Ecco, tu che vivi invece il mondo delle fragilità, della sofferenza, dell'ambiente, ecco, come interpreti queste parole, non voler ascoltare le persone invece che sanno e che potrebbero indicarti anche il sentiero giusto? Perché noi continuiamo a votare il Dio bue invece che seguire magari le tavole giuste. Prego. Guarda Mirella, io dico che sostanzialmente la politica tante volte a meno che tu non parli, a meno che non guardiamo la zona quella piccola, cioè il comune quello piccolo, dove magari il sindaco è parte integrante delle persone che vivono nello stesso territorio, allora secondo me io ho visto realtà diverse quando si parla di qualcosa di piccolo. Più diventa grande il discorso e più le cose vengono ascoltate meno, secondo me, meno viene ascoltato quali sono i bisogni delle persone. E infatti la Gnogna Run, per dirti, viene fatta, cioè tutto il ricavato della Gnogna Run che faremo il 3 marzo. Vediamo anche la locandina per cortesia, perché è giusto e c'è tanto lavoro dietro questa locandina. Sì. La Gnogna Run che faremo il 3 marzo, per dirti, tutto il ricavato andrà nelle strutture dei disabili e anziani dove noi andiamo a fare clown terapia. L'anno scorso abbiamo donato 14.000 euro a 5 strutture del territorio. Una di queste strutture qui ci ha chiamato e ci ha ringraziato perché sono riuscite a comprare 2 letti per 2 persone con disabilità grave, cioè, capisci? Esatto. Quindi l'importanza. Esatto, quindi se loro non ascoltano, quello che penso io è che noi comunque possiamo fare qualcosa. Noi comunque in cuor nostro sappiamo che possiamo fare qualcosa per gli altri ed è nostro dovere. Eccola qua la locandina, Sara, perché è giusto anche premiarvi, perché veramente c'è tanto lavoro sotto di questi ragazzi, sono quasi tutti giovani e questo dobbiamo darvene atto. Abbiamo molte età diverse, abbiamo ragazzi che vanno all'università, abbiamo pensionati, abbiamo veramente età sono diversamente giovani, no? Sì. Sempre di giovani parliamo. Allora, avvocato, lei invece come commenta le mie parole? Le sottoscrivo fino in fondo e bisogna partecipare di più, perché se ci sono uomini politici, amministratori i quali non fanno il loro dovere, bisogna sostituirli, bisogna cambiarli. Questo è il punto. Ma se ne pensa del terzo mandato che è stato bocciato, avvocato? Ma indipendentemente dal fatto che riguardi il presidente Zaia, che è una cosa che lasciamo in disparte, io credo che meno di 2 mandati non sia giusto, non consenta di fare qualcosa, ma non andiamo oltre i 2 mandati, quindi mi pare una decisione saggia e condivisibile. Anche perché bisogna anche spiegare che i presidenti di regione hanno una visibilità e una parte economica importantissima e gestiscono questi soldi perché il governo li manda alle regioni, tanto è vero che i presidenti di regioni quasi tutti non sono d'accordo, volevano fare anche il terzo, il quarto, il quinto mandato, nessuno, io ho sentito pochissimi che hanno detto di no, perché è un potere enorme, ma voi non avete, ma quale ministro, ma quale parlamentare? Si può paragonare il presidente della regione al parlamentare, un ministro? Hanno un potere che voi non vi rendete neanche conto, è una montagna di soldi che possono gestire come vogliono, questa è la verità. Allora, come dice anche l'avvocato Cerutti, che sicuro non è l'ultimo della classe, visto che è già stato anche
già onorevole, capite bene che bisogna anche concentrare anche la visione futura anche in altre forze nuove. Ecco, abbiamo persone bravissime che appartengono a tutti i partiti, perché io non faccio distinzione, perché il buono e il cattivo c'è dappertutto, il bello e il brutto lo stesso, ma qui ci vuole anche un cambiamento generazionale. Abbiamo dei giovani preparatissimi e veramente che potrebbero fare anche del bene al nostro paese. Proviamoli almeno, c'è un po' di aria fresca, non farebbe male. Cosa dici, Sara? Io dico che allora il problema sostanzialmente è che se una persona resta per tanto tempo è come per noi, cioè io ad esempio sono il presidente dell'associazione, ho 2 mandati da 3 anni. Questo perché? Perché sostanzialmente le persone che arrivano nuove come direttivo non possono portare idee nuove e quindi metto un po' a confronto, anche se non è la stessa cosa. No, non è proprio, guarda. Però è cioè, anche... il volontariato è un'altra storia. Sì, certo, però è l'idea che una persona che arriva nuova può portare idee nuove. Ma le può portare lo stesso il mondo del volontariato, ma ci vuole una barra dritta, non è facile portare avanti. Ecco, ci sono tantissime cose, mentre la politica è un'altra cosa. La politica è fatta di giunte, è fatta di commissione, è fatta di parlamentari, di onorevoli. Certo. Non è possibile che la politica diventi un lavoro, non è possibile. Tu fai 2 mandati e poi vai a casa, fai 3 mandati e poi vai a casa, ma come parlamentare allora? Cioè non può essere che... Avvocato, cosa dice? Ma perché la politica deve diventare un lavoro per sempre? E che poi non basta mai, perché si inventano 1000 cose, nonostante questi soldi, una montagna di soldi che prendono le fondazioni e di qua e di là, perché funziona così, non bastano mai. Prego, lei che è stato onorevole, perché deve diventare un lavoro per certi politici, la politica? No, ha ragione, non deve essere un mestiere, bisogna però dare la possibilità di tempo di poter svolgere una certa funzione, è un servizio, ecco il punto, è un servizio per la collettività. Ci deve essere uno spazio di tempo adeguato, ma non più di tanto. L'alternanza, come diceva prima la sindaca di Pieve di Cadore, è fondamentale. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di tradizioni, andiamo a vedere l'intervento di Gianni Marini, che è il presidente di Pastoria di Borgofura. Ecco, una vita che è presidente, ma non c'è verso, il ricambio è difficile trovare, non tutti prendono questo onere, perché diventa veramente anche oneroso, un impegno molto oneroso, ci devi credere. Cosa ha detto proprio a Villa Margherita Inclusiva, dove le associazioni abbracciano le associazioni. Andiamo a sentire. Allora, siamo con Gianni Marini, presidente Pastoria del Borgo Furo. Perché questa accoglienza? Cosa vuoi dire con questa accoglienza, Gianni? Cosa hai preparato? Soltanto tristezza, vogliamo portare un po' di allegria. Il nostro gruppo, con i canti, con i bai, con i mestieri, ha proprio questo compito qua. E quindi niente, vogliamo dare un fiato e tocco, appunto come dicevo, di allegria a queste robe che vi presentate. Vedi i nostri costumi rappresentati da questi manichini, da queste sagome, qualcosa di rappresentativo come che vedi a Masteo qua roba da lavare, qua toia da lavare. Aissia, che per una volta. E il marcio invece si rappresenta del pescatore, noi avevamo la sede di Rio il Sil, quindi pescava con i nassi, con i bartoei, e che avevamo gonfiato questa roba qua, e dai lati che invece le fotografie, e che avevamo messo 2 giovani, 2 tosatei che impara da un anziano che è Giovanni Corrente, che è morto porito manca a 97 anni, quindi uno che ha tante robe che ha avuto da insegnare a gente. Ecco, portiamo avanti queste tradizioni dei mestieri. Perciò ricordare la storia e le nostre radici, perché anche queste sono le nostre radici. Ecco, e queste sono anche le nostre tradizioni che non fanno male a nessuno, anzi forse portano anche un po' di allegria, come questa mattina Sara Simeonato. Abbiamo Antonio in linea da Padova. Ciao Antonio, scusa se ti ho fatto aspettare. Antonio?
Niente, non c'è più Antonio, vediamo se riprendiamo Antonio. Allora, cosa vuoi dire? So che guardavi, Sara, ecco queste immagini che ti commuovevano, che bello, dicevi guarda che una volta cosa facevano, quanta fatica anche a fare solo il bucato, queste donne, poverette, queste nonne, quasi tutte curve, poi quando sono diventate diversamente giovani, proprio per i pesi, la fatica, un lavoro veramente incredibile. Prego Sara, cosa vuoi dire a questi nonni che ti stanno guardando? Allora, è bellissimo. Per me vedere anche quando fanno i misteri di una volta, vedere le nonne che fanno tipo la pasta fatta a mano o tutti quei lavori manuali che una volta si faceva, che adesso non c'è più. Non c'è più. A me piace tantissimo perché, guarda, è cultura, è il nostro passato. Noi siamo così perché abbiamo avuto un passato e siamo legati a quel passato lì, quindi è importante valorizzarlo, è importante ricordarlo, però tante volte anche i bambini di oggi non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi, che avevamo le nonne che facevano tutto a mano, tutto a casa. Adesso i tempi non ci sono più, non si fa tutto di corsa, si cerca di gestire la famiglia col lavoro, bla bla, eccetera, eccetera, impegna il nuoto, i bambini, e quindi si vede anche il fatto che non c'è più questa cosa manuale, ma perché manca anche il tempo, secondo me, no? Quindi purtroppo si sta un po' perdendo, ma io spero che restino perché sono bellissime. Sentiamo invece come commenta l'avvocato Cerutti. Prego, avvocato. Io dico che senza passato non c'è futuro. Esatto. Questo è il punto. Se non c'è rispetto e conoscenza del passato, non si può sperare di avere un futuro. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Vai Gianfranco, dai Antonio che forse ce la fai a prendere la linea anche tu, che sono riuscita a passare la telefonata di Antonio. Vai Gianfranco. Sì, pronto, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, sono contento Mirella che ho sentito anche il sindaco prima che era collegato precedentemente, che anche lui è contrario anche nei comuni, al terzo mandato anche nei piccoli comuni. È una forma di alternanza, uno quando si mette in politica inizia a fare i piccoli passi. Noi siamo onorati in Veneto di avere Zaia, di avere Conte, però hanno fatto la sua esperienza che adesso devono andare a Bruxelles o a Roma lì battere i pugni, come avevamo una volta avevamo Tino Selmi, Rumor, Ferrari Agrari che portavano a casa per il Veneto, si facevano sentire. Mi dica un nome adesso chi fa per il Veneto qui a livello europeo oppure a livello romano. Cioè, io non sono capace di trovarli quelli forti, dico gente che sa il proprio mestiere, proprio come se. Noi non abbiamo contro di nessuno, noi siamo per l'alternanza, e no che ho sentito un'affermazione, poi Mirella, però guardi, non sono mica tanto convinto, vedrà che la ripresenteranno, si ricordi di queste parole, vedrà che la ripresenteranno. Ecco. Volevo sentire anche il parere dell'avvocato. Buongiorno, grazie, buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego avvocato Cerutti. Mi pare che la decisione che è stata presa a grandissima maggioranza sia molto significativa per tutti. Tutti devono riflettere, tutte le forze politiche devono riflettere, perché non si può assumere atteggiamenti contro quella che sia la volontà popolare, contro la saggezza della gente e contro questo costume secondo il quale quello dell'uomo politico e dell'amministratore pubblico, sia esso comunale, provinciale e regionale, deve essere inteso come un servizio, non come un'attività lavorativa permanente. C'è gente che ha fatto il parlamentare per 10 volte, ma non ha senso questo, e questa è una prassi che deve essere combattuta con grande energia, ma anche qui, ripeto, occorre la partecipazione, come il volontariato. Il volontariato è una meravigliosa esperienza di partecipazione del cittadino nell'interesse degli altri. Bisogna pensare anche agli altri. Questo è il... Allora guardiamo la copertina del libro Fettonte,
che vi raccomandiamo di leggere se potete, perché è proprio bello, anche ecco, in queste giornate di pioggia leggere un buon libro a casa e soprattutto anche nelle scuole è molto importante. Ringraziamo tantissimo l'avvocato Gianluigi Cerutti, appunto curatore del libro Fetonte, il mito del fiume Po, le origini del delta padano, ex onorevole, che ha detto anche la sua per quanto riguarda, ecco, le ultime cose che ci riguardano tutte, terzo mandato, varie infrastrutture importanti, che lo ringrazio veramente. Ringrazio anche Sara Simeonato, volontaria VIP Treviso, Vivere in Positivo, Gnogna Ran, questo è il 3 marzo. Ecco, come ci saluti, cosa vuoi dire? Allora, intanto volevo ringraziare tantissimo te per avermi dato la possibilità di essere qui. Vediamo anche la locandina, grazie, sì, prego. Ricordo a tutti il 3 marzo 2024 alle ore 7 si apriranno le iscrizioni, la partenza sarà alle 9:30, ci sarà tanta festa per i bambini, ma tanto anche per sole, gli adulti. lo dice la Mirella, tanto dai. sole. Ci saranno 3 km, 7 km per chi vuole fare con le famiglie, ci saranno i disabili, ci saranno gli anziani, ci sarà anche un mago che viene dall'Ucraina per fare uno spettacolo, che è lì come volontario in zone di guerra. Ci sarà da bere, da mangiare per tutti. Tanta allegria. Sì, e tutto il ricavato andrà appunto alle strutture, quindi vi aspettiamo. Partecipate. Grazie anche tantissimo a Sara Simeonato e adesso pubblicità. Un'azienda che ha contaminato 350.000 persone, la seconda ricarica degli acquiferi più grande d'Europa, ricarica degli acquiferi, che è proprio il punto da dove nascono le falde. Un territorio di 700 km quadrati, valore di FAS nel sangue dei cittadini e dei nostri figli, i più alti mai riscontrati al mondo. E oggi, da sotto quell'azienda lì, i contaminanti continuano imperterriti ad entrare in falda. L'azienda, da sotto l'azienda, continuano inesorabilmente ad avvelenarci, ad avvelenare l'acqua e di conseguenza tutto quello che è la filiera e il ciclo dell'acqua, per cui l'abbeveramento degli animali, l'irrigazione dei campi e chiaramente l'acqua dei nostri pozzi e l'acqua dei nostri acquedotti. Che cos'è che aspettiamo? Quanto tempo ancora bisogna aspettare? Questa bonifica non può più aspettare e noi genitori di tutto il Veneto, e a questa manifestazione parteciperanno tantissime associazioni, movimenti, comitati, siamo veramente in tantissimi. Questo fa capire come non solo le mamme non FAS si stanno dando da fare per questa cosa, ma tutti insieme ci stiamo unendo, tutti insieme, e siamo veramente stanchi e siamo veramente in tanti, e più passa il tempo più ci uniamo e più condividiamo queste nostre esigenze, la salute in prima. Non può esserci lavoro, non può esserci niente senza la salute, perché per andare a lavorare bisogna stare bene ed essere in salute. Chi avvelena l'acqua commette il peggiore dei crimini, e a questo ci penserà la magistratura, ma da sotto la Mitteni la bonifica deve essere fatta subito, basta. I proprietari della Mitteni continuano imperterriti a far perdere tempo, e fanno perdere tempo perché ci sono problemi con il Covid e basta, scuse, è ora di finirla. Deve essere messa in sicurezza quell'azienda lì. Veramente siamo arrivati a livelli altissimi di tensione, e questo glielo diciamo chiaramente anche alle istituzioni.
perché anche loro devono spingere. Se la Mitteni non porta avanti il cronoprogramma secondo quello che avevano deciso di fare, mi dispiace, ci sono delle istituzioni che devono vigilare su questa cosa, devono mettere dei paletti e nella maniera più assoluta devono costringerli a fare il loro dovere. Se non lo fa la Mitteni, la messa in sicurezza la deve fare la regione, la deve fare il comune da solo è anche piuttosto piccolo, non può affrontare spese ingenti per una bonifica di questo tipo, ma abbiamo una regione, abbiamo un ministero, tutti devono portare avanti questa cosa, tutti in sinergia, collaborando, dandosi da fare, ma manca la volontà. La volontà non può essere solo di un piccolo comune, la volontà di risolvere il problema deve essere dell'intera cittadinanza e dell'intera popolazione, perché i politici sono il prolungamento della popolazione. E qui non ho più niente da dire. Il 25 febbraio, sabato 25 febbraio, dalle ore 14 alle ore 16 ci sarà una grande manifestazione. Sarà in contemporanea in 4 punti diversi: Palazzo Balbi a Venezia, davanti al Ministero dell'Ambiente a Roma, davanti al comune di Trissino e davanti alla fabbrica sopra il sito Mitteni. Oggi da lì, dal sito Mitteni, continuano a uscire le molecole che ci stanno avvelenando. Sono passati 10 anni e ancora continua questo inquinamento. Deve essere fatta una bonifica, dobbiamo dare uno stop a queste molecole che continuano a inquinare le nostre acque e quindi i nostri cibi e tutto il creato e il sangue dei nostri figli. Basta, dobbiamo dire basta. Allora abbiamo sentito Michela Piccoli, che ringraziamo, abbiamo sentito un'altra mamma No PFAS, ringraziamo Claudia Mazzasette, mamma No PFAS, che è collegata con noi da Vicenza, che ringrazio sempre perché è molto importante sentire come stanno le cose. Abbiamo parlato del 2023, sentito il 2023, adesso sentiamo a marzo, fra poco 2024, com'è la situazione. Però prima dovrei dare la parola a Anna da Vicenza, se è in linea, che mi cade la linea. Anna? No, niente di... Cara, che, eccola qua, vai Anna. Ciao, grazie. Ti voglio bene. Vuoi che ti racconti a proposito di Liscia? Sì. Che hai fatto vedere adesso? Sì, sì. La differenza che c'è fra le donne di oggi e quelle di una volta. Sì. Ti racconto una cosa, perché mia sorella ieri, a 86 anni, si stava stirando le mutande. Cara. Non si può mettere le mutande da stirare. Volevo solo dirti questa cosa qua. È importante, perché vedi il significato anche di una volta, le regole. Ecco, la biancheria doveva essere stirata tutta, dritto, rovescio, per dentro, e adesso sì, vai. Allora, grazie Anna, ti voglio bene anch'io, grazie della telefonata e dei saluti che mi hai detto. Allora, Claudia, cosa ci racconti? Siamo il 2024, abbiamo sentito tante parole, qualche promessa. Com'è la situazione adesso, marzo 2024, fra pochi giorni? Siamo ancora in attesa della bonifica e siamo ancora in attesa del bando. La cosa più importante è che venga messo a bando tutti i PFAS e che ci sia a livello nazionale un limite che sia 0 PFAS. Credo che sia importante, finché non c'è questo non si va molto avanti, insomma. Michela dice si continua a bussare a molte porte, si continua a richiedere, non ci stanchiamo di farlo e cerchiamo di essere insieme anche ad altri gruppi, però siamo ancora in attesa.
Allora saluto anche il dottor Francesco Bertola, presidente ISDE Vicenza. Grazie dottor Bertola di essere qui con noi. Lei lo sa che mi fa un piacere enorme averla ospite, perché sentiamo persone competenti. Ecco, la trasmissione è fatta di persone competenti, se qualcuno vuole ascoltare, se ci crede, se no pazienza. Però prima devo dare la parola a Walter da Vicenza. Vai Walter. Sì, allora volevo chiedere tramite voi, sono stato operato un tumore cervello alla neurochirurgia del San Borto di Vicenza, volevo ringraziare pubblicamente tutta la neurochirurgia del San Borto di Vicenza, che è un reparto di eccellenza a livello mondiale. Hai fatto bene Walter, stai bene? Sì, grazie. Tutto bene, tutto prosegue? Sì, adesso praticamente l'istologico ha rivelato che il tumore è maligno, pertanto adesso sono stato affidato al centro cure di Padova dal dottor Lombardi, che è un esperto che ha studiato anche a New York, che sta importando in Italia i protocolli americani per la cura di tumori al cervello, poi quelli nostri erano molto molto vecchi. E praticamente, siccome a parte il tumore il mio fisico non ha altri tipi di malattie, in più sono stato uno sportivo, abbastanza sportivo, ho un fisico ancora molto abbastanza sano, in forma, mi ha ritenuto un soggetto adatto per prendermi nella sua ricerca per fare lo studio di dati su questo tipo di tumori. Quindi adesso mercoledì prossimo avrò il primo appuntamento con il dottor Lombardi allo IO di Padova, e gli porterò giù i vetrini dell'istologico e tutta la cartella clinica, poi lui andrà a approfondire tutto il caso, studiarsi la documentazione e dopodiché deciderà il tipo di cure, chiaramente chemioterapie e radioterapie, ma deciderà appunto il tipo di farmaci, la progressione, eccetera. Grazie Walter, un abbraccio grande, hai fatto bene a fare i complimenti, perché a queste equip di medici non è solo un medico, ma è tutta un'equip, una squadra che veramente ci mette tutta anche per migliorare la nostra qualità della vita, specialmente anche con i tumori. Allora, dottor Bertola, cosa ci racconta? Abbiamo sentito prima cosa ha detto Claudia Mazzasette, la bonifica deve essere ancora fatta. Prego. Buondì intanto, buongiorno a tutti. La bonifica deve essere ancora fatta e il problema è come sempre di volontà, occorre una volontà politica per fare queste cose qui, una forte volontà politica. È chiaro che le difficoltà sono tante, è chiaro che tutte le ditte chiamate cercheranno in qualche modo di risparmiare, di non spendere tanto oppure di prolungare il tempo, però come sempre, perché alla fin fine il problema è sempre lo stesso, ma chi ci governa ci crede che l'ambiente è direttamente collegato con la salute oppure no? Perché se ci crede allora si deve andare da fare, se non ci crede si vede che tutto quello che noi continuiamo a fare non è sufficiente. Allora, dottor Bertola, spieghi anche cosa vuol dire essere presidente ISDE Vicenza, perché a casa devono capire l'importanza di questa sigla. Prego, dottor Bertola. Per me è stata una cosa bellissima quando 4 anni fa così mi hanno dato questo incarico, perché si viene eletti da tutti i componenti del gruppo. ISDE è una sigla un po' strana, è l'acronimo di una sigla inglese che sta per Medici per l'Ambiente in pratica. Noi siamo quelli che riteniamo che l'uomo è sano quando vive in un ambiente sano, che detta così diciamo ancora mica la laurea in medicina per dirlo. Sì, certo, però dopo quando noi andiamo a vedere la realtà di tutti i giorni occorrerebbero 100 volte le nostre forze, che sono poche, per attuarlo questo. Perché? Perché chiaramente quasi sempre la salute ambientale fa pugni con il profitto economico, e finché noi continuiamo a mettere al primo posto il profitto, ne parlava anche prima la Michela, è chiaro che dopo l'ambiente e quindi la salute viene in secondo ordine, insomma, ma è un ordine sbagliato, dobbiamo cambiare la cultura. Io apprezzo tantissimo, c'è un gruppo che fa, quando posso ci vado anch'io volentieri, che va nelle scuole superiori a parlare di PFAS, ma a parlare anche di ambiente, e vedo con estremo piacere che una buona parte dei ragazzi delle scuole medie e superiori, a giudicare delle domande che ci fanno, perlomeno quelle volte che sono andato io, hanno a cuore questa cosa, e speriamo che dopo, quando crescano, lo portino avanti questo interesse.
Dice, ma perché sei tanto fissato con l'ambiente? Ma non lo so, a me piace vivere in salute. Se agli altri piace ammalarsi, non lo so, ma non mi sembra che ci sia tutta questa passione per ammalarsi, chiaramente, perché poi non è che la malattia, cioè ti addormenti tranquillo la sera e non ti svegli più la mattina. Non girano così le cose, chiaramente lo dico per esperienza, avendo lavorato 39 anni negli ospedali. Purtroppo morire certe volte è un percorso lungo, pieno di sofferenze, e lo sanno benissimo i pazienti affetti da malattie difficili. Quindi non vedo tutta questa passione per preferire il profitto alla salute. Però qua è una questione culturale, bisogna cambiare. E invece chiaramente finché noi pensiamo così, anche i politici che ci rappresentano la pensano così, perché sono la nostra espressione, e quindi è meglio investire i soldi, tanto per dire, non lo so, in opere pubbliche, perché ti fanno risparmiare 30-40 minuti di tempo per andare da un posto all'altro del Veneto, però la bonifica non viene fatta. Dipendesse da noi, pazienza, ci metterai 40 minuti in più per andare da un posto all'altro del Veneto, però l'acqua deve essere pulita, non devi più ammalarti perché bevi acqua. Questo è quello che noi pensiamo. Dottor Bertola, proprio in questi giorni è passato l'emendamento della Lega dove si dice che i falò saranno fatti indipendentemente anche se c'è un inquinamento delle polveri sottili molto forte. Hanno cantato vittoria nel vero senso della parola perché è passato questo emendamento, addirittura hanno fatto una locandina. Io sono rimasta sconvolta perché sentendo invece il problema e la serietà con il quale proprio gli addetti ai lavori, i medici soprattutto, stanno dicendo veramente che c'è un'aria irrespirabile soprattutto nella pianura padana, sentire ancora le persone, non tutte ma diverse persone, che dicono no, l'importante è la tradizione, fare il falò, cosa vuoi che sia il falò rispetto a tutto lo smog che c'è in giro e che respiriamo. Lei cosa dice, dottor Bertola, di questa vittoria così vantata, così quasi osannata? Abbiamo vinto con il falò. Cosa vuole che le dica? La stessa cosa di prima, nel senso che bisogna che, allora, intanto che tutta la popolazione capisca queste cose, però voglio dire, sull'inquinamento atmosferico, paradossalmente, è una cosa ancora più, già è grande quella dei PFAS, quella dell'inquinamento atmosferico è ancora più grande, perché tutti sanno che c'è, ci può essere qualcuno ancora che non sa cosa sono i PFAS e tutte queste cose qua, ma tutti sanno cos'è l'inquinamento atmosferico, tutti, perché tutti hanno un telefonino, tutti sono capaci di collegarsi più o meno, insomma, se non è capace l'ottantenne lo fa suo figlio al sito ARPAV. Se non l'avete ancora fatto vi invito, ARPAV è un sito ufficiale, e tu vedi che ti richiama ad altri siti che la pianura padana, rappresentando l'inquinamento in rosso, è la zona più rossa d'Europa. Chiaramente se tu vai a vivere sugli Appennini già comincia a diventare verde, giallino, verde, e ho capito, per noi fatalità, siamo in pianura padana, non siamo negli Appennini. Perché la pianura padana, ma tutti lo sanno queste cose, lo sanno tutti, è un buco, chiaramente è stata scavata dai fiumi che venivano giù dalle montagne, le Alpi da una parte e gli Appennini dall'altra. I fiumi, come tutti sanno, l'acqua va in basso, e quindi hanno scavato come fa un torrente, solo che questo scavo è lungo 400 chilometri, fino ad arrivare al mare. Cosa significa? Che questa è una specie di fossa che ha dalle parti le Alpi, quindi una barriera difficilmente superabile, da quell'altra parte gli Appennini. Se tu per lo più in questa fossa hai una delle densità popolative più alte d'Europa, e quello che è peggio ancora, una delle densità produttive, industriali più alte d'Europa, è chiaro che dopo ne consegue che sei anche l'inquinato più alto d'Europa. Le tre cose vanno a braccetto. Sei in una situazione geograficamente sfavorevole perché sei in una fossa. Siamo in tantissimi e siamo tutti vicini, e non è che tutti quanti coltiviamo la terra con la zappa. Produciamo, abbiamo industrie e tutte queste cose qua, allevamenti intensivi. Tutto ciò che viene prodotto non può
essere portato via perché siamo in questa benedetta fossa e quindi ristagna. Noi ci affidiamo come al solito alle piogge. Nel 2024 la nostra superba tecnologia per abbassare le polveri sottili deve sperare che piova. Oggi piove, quindi adesso si saranno un po' passate, dopo 10, 12, 15, ho perso anche il conto, anche perché ogni anno la stessa menata, diciamolo, non è che cambi da un anno all'altro, di sforamento dei limiti. E ecco, una cosa ci tengo a dire, non facciamoci imbrogliare delle medie, perché siamo sufficientemente intelligenti per capire che la media è un imbroglio. Ho capito che tu durante l'anno avrai magari un valore di polveri sottili al di sotto come media di quello che la legge prevede. Speriamo che cambino la legge. Ma questo vuol dire che tu per 5 mesi all'anno ti sei respirato 100 e per gli altri 5 mesi, 6 mesi ti sei respirato 20. La media fa 60, ho capito. Ma non ti sei respirato 60 tutti i giorni dell'anno, alcuni te li sei respirati 100 e altri 20, quei giorni che ti sei respirato 100, il danno ce l'hai ogni giorno? Non è che devi aspettare l'accumulo qua, ogni giorno che tu respiri polveri sottili fai un danno al tuo fisico, quindi la media è un imbroglio, non facciamoci imbrogliare dalle medie. Dottor Bertola, lei prima ha esordito dicendo bisogna vedere se c'è la volontà politica. Certo. E poi ha detto anche una cosa importante, i politici sono quelli che abbiamo deciso noi, cioè sono i nostri persecutori. Fino a prova contraria? No, ma aspetti, dottor Bertola, la mia domanda è sono questa. Sono i nostri rappresentanti. Sì, però noi non li abbiamo eletti, noi andiamo a leggere dei listini bloccati, dottor Bertola. Allora, se non andiamo a votare, perché non andiamo a votare? Se andiamo a votare, votiamo persone che nemmeno conosciamo da dove provengono, chi sono, e ce li ritroviamo poi in Parlamento, capisce bene che ci hanno messo con le spalle al muro perché ci hanno tolto la preferenza, nessuno vuole cambiare la legge elettorale, cioè le cose che interessano. Abbiamo visto sul fine vita che Guerra è uscita, abbiamo sentito cosa ha detto Claudia Mazzasette, mamma no PFAS prima, siamo nel 2024 ma la bonifica non è stata fatta, vuol dire che non c'è la volontà politica di andare in questa direzione, perché ormai sono anni che lo dite voi addetti ai lavori che dovrebbero ascoltarvi. Prego, dottor Bertola, poi sentiamo anche Claudia Mazzasette. Sì, ma sono breve adesso. Non sarà molto simpatico quello che dico, però è quello che penso al 100%. Bisogna che ognuno di noi, quando ha votato per quel partito, bene, è andato su quel rappresentante che lui manco conosce perché non lo conosce, bene, si prende giù dove c'ha l'ufficio, si prende giù il numero di telefono e ognuno di noi, non singolarmente, magari come associazione, vedi Mamme No FAS, gli rompe le scatole a questo politico dicendo tu sei stato eletto, sì, tu sei rappresentante del mio partito, sì, guarda che noi, gli altri non so, ma noi vogliamo queste cose qua. Purtroppo nessuno di noi lo fa perché siamo abituati che una volta eletti dovrebbero loro fare quello di cui c'è bisogno, non funziona così. Ormai l'abbiamo imparato, non funziona così. I politici fanno quelle cose per cui ricevono maggiore pressione e questo l'abbiamo visto tutti. Quando ci sono i referendum che vincono su una cosa, ai miei tempi ero giovane, c'era quello per il divorzio, credo che io avevo 20 anni, poco più, non lo so, è passato il divorzio, volente o nolente, perché c'è stato un referendum, la volontà popolare, nessun politico si mette contro perché sono i voti. Se noi impariamo a metterci insieme in associazione, ecco perché è tantissimo importante le Mamme No FAS per questo argomento, ma per qualunque altro argomento, l'associazione tra noi cittadini, un'associazione attiva va bene, dopo anche l'associazione della briscola, per carità, per straviarsi, per distendersi e così per parlare tra amici, ma bisogna, oltre all'associazione della briscola, bisogna anche fare l'associazione per quello su cui uno crede, e se crede che vuole un ambiente pulito deve mettersi, come hanno fatto le mamme insieme, e cominciare a fare pressione su chi ci rappresenta, perché alla fin fine, bene o male, sono quelli eletti in un modo o nell'altro, e fare dire, vabbè, tu sei stato eletto, vabbè, sei stato eletto dal partito, vabbè, però io voglio queste cose qua, se non prendo con te, me la prendo col segretario del partito. Cioè bisogna che ci facciamo sentire, anche perché
così per dire una battuta stupida, non è che ne stiamo chiedendo che vogliamo 100.000 euro tutti quanti in conto corrente, tutt'altro. Stiamo chiedendo una cosa che costerà fatica a tutti perché non vogliamo le polveri, ma questo vuol dire da un lato che i comuni si devono attrezzare con una rete di trasporto pubblico che funzioni e dall'altra, diciamocele tutte le cose, vuol dire che noi non scendiamo più in garage, prendiamo la macchina e scendiamo dove vogliamo davanti al supermercato, ma che magari dovremmo fare 50 metri a piedi per andare a prendere la fermata, 20 metri quelli che sono, e altri 20 metri dalla fermata al supermercato. Ho capito che la macchina è più comoda, l'ho ben capito, però dopo questi sono i risultati, bisogna che anche noi sappiamo scegliere, perlomeno sull'inquinamento aereo. Sull'inquinamento da PFAS, come dicono tutti quanti, lì è tutta un'altra storia. Noi non abbiamo scelto un bel niente, questo ci è piovuto addosso a noi inconsapevoli, quindi è 2 volte più maligno, diciamo, dell'inquinamento atmosferico. Nell'inquinamento atmosferico ci dovrebbe essere una volontà politica che purtroppo non mi pare ci sia tanto, è una parte nostra. Sui PFAS è stato proprio una cosa che ci hanno buttato addosso noi inconsapevoli, quindi diciamo che è 2 volte irritante, ecco. Allora io sono quasi certa, dottor Bertola, mi dispiace dirlo, ma sono quasi certa che forse ascoltano più quelli che vogliono i 100.000 euro nel conto corrente personale. Forse, ecco, questa certezza ormai quasi sicuramente... Avrà una amara delusione, però temo. Esatto, però ho quasi di sicuro questa certezza. Allora Claudia, come commentiamo le parole del dottor Bertola e soprattutto quando dice voi dovete farvi sentire, voi avete fatto tanto rumore, voi siete andati fuori della regione Veneto, siete stati a Roma, avete unito anche le forze con le mamme di Taranto, con questa Ilva, perché i PFAS non sono solo qua nel Veneto, sono dappertutto. Ecco, come ti senti di interpretare le parole del dottor Bertola? Dovete farvi sentire, dovete fare rumore. Ecco, adesso uso questa frase, dovete fare più rumore, prego. Allora noi abbiamo fatto rumore, continueremo a far rumore. Molto importante che, come dice il dottor Bertola, che ci uniamo tra di noi, e adesso siamo in contatto anche con le mamme, con i gruppi di Spinetta Marengo, perché anche là c'è un grosso problema di PFAS in Piemonte. Io dico che la salute è una cosa che riguarda tutti, destra e sinistra, indipendentemente da chi sono i politici, dai colori che possano avere, ma la salute è una cosa che riguarda tutti. E penso che dovrebbero anche loro essere molto attenti a questa cosa. La messa a bando dei PFAS, cosa che chiediamo da parecchio e che continueremo a chiedere, è una cosa che riguarda non solo il Veneto, non solo il Piemonte, ma è una cosa che riguarda tutta l'Italia e non solo. Per cui tutti i cittadini dovrebbero fare la loro piccola parte, andare a parlare con i sindaci, andare a parlare con chi li rappresenta o dovrebbe rappresentarli e non stancarsi mai di continuare a chiedere e a bussare alle loro porte. Penso che questo sia importante, è molto importante anche unirsi. Da soli si fa poco e ci si sente anche soli. E se ci si mette insieme si riesce a fare molto. Ricordo che le mamme No PFAS hanno iniziato in 4 e adesso devo dire che c'è un bel gruppo che lavora. Allora andiamo a vedere proprio queste mamme No PFAS in tribunale. Era il 10 novembre del 2023, per capire poi le risposte che hanno ricevuto, se ne hanno ricevute, ecco cosa si sono dette. Adesso c'è un altro ministro per l'ambiente. Allora andiamo a sentire il servizio e poi commentiamo con Claudia Mazzasetti e col dottor Francesco Bertola. Hanno portato in aula le loro preoccupazioni, i casi relativi alle problematiche di salute, patologie di bambini e adulti, evidenziando la possibilità di una correlazione con la presenza di PFAS. Sono i cittadini delle aree del Vicentino coinvolte dalla contaminazione che, test di parte civile nel processo Miteni, hanno raccontato le loro esperienze, tra loro le mamme riunite nel comitato Mamme No PFAS.
Ci sono bambini nati a basso peso, bambini con il colesterolo, ma anche ragazzi e adolescenti con tumori ai testicoli, e questa cosa è una cosa molto pesante. Noi siamo qui anche in sostegno delle mamme che e papà che stanno portando la loro testimonianza. Una battaglia portata avanti da anni dalle mamme no fas che si appellano alla politica e sperano in un cambio di rotta delle abitudini in generale a tutela di ambiente e salute. Vogliamo anche un ripensamento dell'economia e di tante cose che adesso si danno per scontate, cioè tutti mettiamoci in gioco, dobbiamo cambiare un po' anche le abitudini di vita, le nostre richieste, le nostre pretese di avere tutte le comodità, perché hanno un costo troppo alto e riguarda la salute delle generazioni future. Dottor Bertola, come commenta? Ma soprattutto, ecco, io cerco di dare la massima visibilità, di darvi veramente lo spazio che meritate, ma a livello nazionale e anche a livello locale, ecco, siete visibili? Secondo lei c'è qualcosa che dà fastidio? Perché vi vediamo poco, vi sentiamo poco, eppure ne battaglie ne fate tante per tutti noi, cioè non è che li fate solo per un certo tipo di popolazione, riguarda tutta l'Italia le battaglie che fate, basta vedere come vi siete unite. Cosa c'è che disturba? Qual è la paura, dottor Bertola? Forse di impiegare i soldi dove veramente dovrebbero essere impiegati, ma se li impiegano là non li hanno più per dopo fare quello che vogliono fare, le famose piramidi per i faraoni? Prego. Beh sì, l'ha già detto lei Mirella, cioè comunque intanto io siccome insomma le conosco, le mamme, la conosco come associazione, penso che se ci fosse per ogni problema ambientale un'associazione come quella che c'è stata, che c'è per i PFAS delle mamme, sarebbe molto meglio. Sono veramente attive, si danno da fare, cercano e attive in tutti i sensi, non solo quello scientifico, cioè anche pratico. Hanno fatto anche un Depliant per dire nella vita di tutti i giorni quali sono i prodotti quotidiani che tu puoi scegliere per cercare di minimizzare il contatto con i PFAS, quindi diciamo una politica estremamente pratica a vantaggio di tutti, delle piccole cose di tutti i giorni. Ciò dopo io continuo a pensare che le cose cambieranno quando, se facciamo una manifestazione, per quanto siamo in tanti, in 4.000, 5.000, se fossimo in 50.000 penso che le cose cambierebbero. Perché il politico vede 50.000 voti. Sono d'accordo, basta vedere gli agricoltori quando hanno visto certi numeri, hanno rivisto tutto quello che hanno deciso, che avevano deciso e hanno cambiato. Allora Claudia, ecco, bisogna essere in tantissimi. Come fare per unirci? Ecco, che appello vuoi fare questa mattina a queste persone che ascoltano, può essere mamme, genitori, nonni, ragazzi, a tutti. Uniamoci, prego. Uniamoci, parliamone, chi conosce qualcosa di più o che è un po' più attivo ne parli col vicino di casa, con gli amici, e a me tante volte dicono ma ancora dietro questa cosa stai, e di qualcosa bisogna pur morire e io non mi stanco, io continuo, perché poi anche nei momenti in cui uno dice ci sono, diciamo la verità, ci sono dei momenti in cui uno è stanco di andare a sentire convegni, anche perché spesso sono molto interessanti, ma sono anche molto angoscianti come mamme, sentire che ci sono correlazioni con patologie, che ci sia un aumento di malattie, adesso il PFOA è stato considerato cancerogeno, per cui non è facile e a volte si vorrebbe far finta di niente e fare dell'altro, insomma, però invece ritengo utile che ci sia la consapevolezza di quello che sta succedendo, di quello che c'è, e iniziare, come diceva prima Cristina, una mamma, dalle piccole cose, dai cambiamenti in casa, dal cercare di chiedere che ci siano prodotti fast free e che qualcosa cominci a cambiare, a muoversi. Questo credo sia importante.
Anche su quello che mangiamo, ad esempio Claudia, avete fatto delle battaglie per far capire, ecco, cosa riusciamo a mangiare senza saperlo, perché nessuno ci dice niente, questi prodotti girano, ecco, vengono alimentati anche da acque che non sono proprio trasparenti, limpide, non inquinate. Allora andiamo a vedere in questa manifestazione che è sempre stata fatta nel 15 maggio del 2023, Ghiotto Video PFAS, movimento. Andiamo a vedere la manifestazione. Sì. Shut up. Shut up. Zitto, zitto fa. Zitto, zitto fa. Zitto, zitto fa. Zitto, zitto. Sì, scusa, ma mi era sembrato di vedere qualcosa di strano, tipo un esercito nemico in uno stato sovrano, tipo un'aperta violazione degli accordi che abbiamo. Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano. Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato che però seguiamo, e neanche posso non votare perché non votiamo. Zitto, zitto, fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre, finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Che per esempio ho conosciuto questo parlamentare, no, dice a me che me ne frega, finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali alibi, calibri la validità, quali alibi, colibri, libri nell'area, e quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi ti recriminerà. Per quali metodi meriti la tua indennità, quali labili crediti credi di avere qua, per quali taciti traffici illeciti eviti di dire che c'è chi ti recriminerà. Shut the fuck up. Abbassa la cresta e smetti di chiedere la busta, l'hai vista, non farmi ricredere. Poi pacco, tabacco, ma soprattutto venere, vedrai che conviene che smetti di chiedere. Non basta una busta per farmi recedere, l'ho vista ma adesso ne resterà cenere. Ma intanto che aspetti che arrivi l'accelere, c'è giusto lo spazio per potermi rispondere. Su quali alibi, calibri la validità, quali alibi, colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi ti recriminerà. Zitto, zitto, fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre, finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Se la vicina Cina ci nasconde cose è meglio dire stare statici, ti ci dovevi abituare prima, ti ci dovevi abituare molto prima. Se caleranno i droni come calabroni, come dei ladroni, come delle magiche calando doni giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa. Su quali alibi, calibri la validità, quali alibi, colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi ti recriminerà. Per quali metodi meriti la tua indennità, quali labili credi di avere qua, per quali taciti traffici illeciti eviti di dire che c'è chi ti recriminerà.
Ora, dottor Bertola, come commenta questo servizio molto importante, queste immagini, ecco, per far capire l'importanza della partecipazione, dei numeri? Prego, dottor Bertola, poi la salutiamo. Sì, qualche cosa, diciamo che qualche cosa è stato raggiunto ancora nel 2017 con l'installazione dei filtri. Ricordo che sarà un caso. Poche settimane prima c'è stata una manifestazione all'Onigo da 10.000 manifestanti, insomma, quindi qualche cosa, quando si è in tanti e si è convinti e tutti chiedono la stessa cosa, la si può ottenere. Bisogna, come diceva prima la Claudia, armarsi di santa pazienza, per dire, faccio un esempio di un nostro medico ISDE molto bravo in Calabria. Credo che sia andato avanti 15 anni per chiedere che da un'oasi, da un parco naturale in Calabria, venisse tirata via un'industria bella come il sole che stava là ad inquinare le acque. Uno dice: ma come? Eppure era così. E adesso, dopo 15 anni, è riuscito a toglierla, a forza di ricorsi, processi e compagnia. Processi li abbiamo fatti anche noi, anche ISDE parte civile al processo. Siamo andati a parlare, abbiamo detto tutto quello che pensavamo su questa cosa qui. Non bisogna mai stancarsi, ma soprattutto cercare di essere sempre di più. Allora, dottor Bertola, io la inviterò a Villa Margherita Inclusiva, faremo una domenica dedicata a questo per informare. Ho creato le associazioni, abbracciano le associazioni per far capire che dobbiamo fare gruppo, essere uniti, trattare i temi tutti assieme. Nel momento che a qualcuno serve qualcosa noi dovremo esserci tutti assieme proprio per far capire l'importanza della comunità, di fare comunità. Perciò la inviterò come relatore, dottor Bertola. Ecco, poi la chiamerò, vedremo quando sarà libero, per cercare proprio di far capire l'importanza dell'ascolto su temi che riguardano tutta la popolazione, soprattutto la salute. Grazie, veramente grazie al dottor Francesco Bertola, presidente ISDE Vicenza. Claudia Manzasette, come ci saluta? Ringrazio perché insomma è un tema importante ed è giusto che se ne parli e voi siete attenti, non è la prima volta da quello che so che vi seguite questa cosa e invito tutti a fare nel loro piccolo qualcosa, a bussare alle porte e a cercare magari qualche mamma o qualche associazione che si interessa di PFAS e si interessa di ambiente. Le cose sono correlate, non sono certo... E la politica, no. Claudia, che appello vuoi fare? Ecco, siamo sotto le elezioni, prego. La politica, ripeto, come prima, non c'è bianco, non c'è nero, non c'è rosso, non c'è verde. Siamo tutti uguali nei confronti della salute, nei confronti dell'ambiente. Per cui tutti hanno figli o nipoti o fratelli o mamme che si mettono una mano sulla coscienza e che ci pensino, perché è una cosa importante. Grazie, grazie anche a Claudia Mazzasette, mamma No PFAS, collegata con noi da Vicenza. Ancora grazie al dottor Francesco Bertola e a tutti i medici ISDE per l'ambiente veramente importante, perciò veramente ci sentiremo perché ci tengo tanto a voi e lo sapete. Grazie, grazie. Adesso è arrivato mezzogiorno, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Capretto con le mandorle alla siciliana. La stagione del capretto va dalla fine di aprile a metà di giugno. Qualunque sia il tipo di ricetta prescelta per cucinarlo, tenete presente di usare sempre condimento abbondante per mettere in risalto la bontà e il sapore della carne tenera. Ingredienti per 4 persone: 1 chilogrammo di capretto a pezzi, un ciuffo di prezzemolo, 200 grammi di mandorle pelate e tritate grossolanamente, vino bianco secco, una cipolla, olio extravergine d'oliva, 250 grammi di pomodori maturi, sale, pepe. In un tegame fate appassire un trito di cipolla con 4 cucchiai d'olio. Unite i pomodori tagliati a pezzetti, una presa di sale,
una spolverata di pepe e fate insaporire. Rosolate la carne in una casseruola con 5 cucchiai d'olio. Bagnate con il vino e lasciate evaporare. Aggiungete la salsa di pelati. Una tazza d'acqua calda, metà delle mandorle e il prezzemolo tagliuzzato. Mescolate bene e cuocete coperto su fiamma bassa per circa 3/4 d'ora. A fine cottura, cospargete la preparazione con le mandorle rimaste. Buon appetito!